Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7, puntata dedicata alla politica, avete già il titolo, puntata dedicata al lavoro, alla disoccupazione, a un momento difficile davvero qual è quello attuale per trovare un posto di lavoro. Prima però di iniziare la trasmissione, lo ricorderò anche durante e anche al termine, noi seguiamo i comuni al voto, abbiamo una trasmissione e abbiamo dedicato molto spazio ai candidati sindaci di tutti i paesi del nord-est e lunedì noi faremo una trasmissione interamente dedicata agli spogli delle schede dalle 15 alle 20, però non lo faremo su TV7 Trivetta, ma lo faremo su TV7 Azzurra, canale 88, quindi lunedì vi collegate, premete 2 volte l'8, è facilissimo, è 88 e andrà in onda e volete seguire tutti i comuni del Veneto e del Friuli, vi diremo ovviamente che quelli nazionali importanti, vi diremo in tempo assolutamente reale chi diventerà sindaco dei vari paesi, delle varie città del nord-est. Dunque vi ricordo, lunedì ore 15, TV7 Azzurra, canale 88, vi aspetto in tanti davvero. Inizio a presentare gli ospiti, saluto una new entry, la prima volta che viene a trovarci ed è un ospite molto gradito, l'onorevole Luca Bellotti del PDL, è stato già sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali durante il quinto governo Berlusconi, quindi fino a poco tempo fa. Saluto il presidente dell'Ordine Consulenti del Lavoro Antonio Vegna, buonasera. Buonasera a lei. Saluto il consigliere regionale Santino Bozza della Lega, buonasera. Buonasera. Saluto il senatore Luigi Ramponi del PDL, grazie di essere con noi. Attendiamo a minuti Stefano Valdegamberi. Saluto la coordinatrice provinciale dell'Italia dei Valori di Verona Marisa Vellardita, buonasera signora. Buonasera. Saluto l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Padova Claudio Piron, buonasera. Buonasera a tutti. E saluto l'editore di TV7, professor Ermanno Case, buonasera professore. Buonasera. Saluto Elisabetta Corazza, buonasera Elisabetta. Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e benvenuti soprattutto ai telespettatori che invito a partecipare attivamente al programma. Potete farlo chiamandoci allo 049 80 777 53 oppure se volete mandarci gli sms potete farlo scrivendoli al 345 3341 171. Da Pordenone saluto Alessandro Santin che è il coordinatore regionale del movimento Tea Party, che è un nuovo movimento e che non è schierato politicamente e che è un movimento che vorrebbe che si pagassero meno tasse. Poi ovviamente sentiremo gli ideali di questo partito che è nato in Friuli Venezia Giulia. Buonasera Santin. Buonasera, grazie dell'ospitalità. Saluto Nicole Veronica Stefani, buonasera Nicole. Grazie dell'ospitalità, mi sentite? Bene, bene, abbiamo sentita, bene. Buonasera Giorgio e un saluto ovviamente anche ai nostri ospiti e telespettatori che ringrazio perché continuano a partecipare e a commentare. Vi spiego anche stasera come fare. Allora, connettendosi al sito www.gruppotv7.com, ve lo faccio anche vedere online, e accedendo alla parte dedicata a TV7 Match, eccola qui, potrete partecipare ai nostri sondaggi che li vedete o sulla destra o anche più in basso. Eccolo qua. Inoltre la stessa cosa la potrete fare anche tramite i social network, quindi Facebook e Twitter, cercando il gruppo TV7. Vediamo il gruppo TV7 su Facebook e anche in Twitter. Inoltre per partecipare ai sondaggi potrete anche telefonare, quindi per prenotare la telefonata per intervenire in diretta e parlare con me o Elisabetta e rispondere direttamente a noi per partecipare al sondaggio, quindi veramente tanti modi, vi aspettiamo in tantissimi. Bene, cosa ricordiamo anche noi il sondaggio della settimana scorsa come è andato a finire rapidamente? Sì, la settimana scorsa abbiamo parlato di esodati, quindi vediamo come si è concluso. Vediamo subito il primo. A causa di chi gli esodati si sono ritrovati senza lavoro e stipendio. Il 52,9% ha votato a causa del governo precedente e attuale, l'11,8% a causa degli industriali e il 35,3% i sindacati. Questo è il secondo sondaggio. Secondo l'INPS gli esodati, ossia i lavoratori senza stipendio e pensione, saranno 130.000 per un costo annuo di oltre 1,5 miliardi di euro. Su chi dovrebbe ricadere la spesa? Il 59,1% di voi ha votato sul governo attraverso il sussidio di disoccupazione, mentre il 40,9% sui lavoratori attraverso il reintegro occupando il già saturo mercato del lavoro. E l'ultimo sondaggio, un po' una provocazione anche, a chi presteresti 1.000 euro?
Allora, l'8,9% di voi li presterebbe a Angelino Alfano, mentre il 13,3% a Antonino Di Pietro, il 15,6% a Bersani, l'8,9% a Nichi Vendola, il 6,7% a Roberto Maroni, a Gianfranco Fini invece il 13,3%, a Casini il 2,2%, a Rutelli il 4,4% e vince Beppe Grillo con il 26,7%. Lasciamolo lì, siccome è un sondaggio che è stato cliccato in una maniera incredibile, ha destato la curiosità di tutti i telespettatori e di coloro che vanno nei vari social network, dunque anche sul nostro sito. Pozza, chi presterebbe 1.000 lire? Non 1.000 lire, 1.000 euro, pardon. Ma chi li passerei? A chi darebbe 1.000 euro, insomma, sì. Di questi signori qua? Sì. Facciamoli vedere, chiedo alla regia, se li possiamo vedere. Velocemente, era così per fare un gioco prima di iniziare la trasmissione. A chi li presterebbe? Non leggo Bossi e nessuno darebbe 1.000 euro a Bossi, No, Maroni è stato messo. È stato messo Maroni, esatto, ma non Bossi. A chi li darebbe? Io li darei comunque a Bossi. Anche se non c'è qua. Mettiamo un presente che non ci sia. Li darebbe... Perché sono convinto che è il meno dentro a quello che è successo nella Lega, se vogliamo dire No, volevo solo a chi darebbe, era così per capire, perché poi questo sondaggio è abbastanza significativo, perché dà anche, fa capire, comunque li darei, la gente che apprezza di più. Senz'altro li darei a Maroni. Li darebbe a Maroni, sì, perché anche so se tra che Maroni ne farebbe Bossi, un buon uso. Sono diventati amici Maroni e Bossi. Ma sono sempre stati amici. No, insomma, un po' meno. Sono sempre stati amici, la Lega è una sola. Adesso sono un po' più lì. È una sola, chiaro, si va a nuove elezioni e si scalpita, capito? Succede così. Vabbè, allora iniziamo. L'argomento avete visto, lavoro e disoccupazione. Tullio Trivelato ha presentato il servizio d'apertura e ha preso, ovviamente, parlando anche di questo governo, che proprio nelle ultime ore ha perso credibilità da parte degli italiani, addirittura più di un 20%. Oggi i favori dei pronostici, uso questo termine, nei confronti del governo Monti è sceso al 42% ed è per la prima volta che va sotto la soglia dell'insufficienza. Per la prima volta quindi Monti non è più molto amato dal popolo italiano. Sentiamo il servizio. Tagli alla spesa pubblica per tagliare le tasse e favorire la crescita, che ora diventa la parola d'ordine. È quanto recita il rapporto presentato in Consiglio dei Ministri da Piero Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento. È la nostra palla al piede. La spesa pubblica è oggi, per la sua dimensione e struttura, un ostacolo a uno scenario di ripresa ciclica dell'economia italiana. Alla fine allora si sono accorti anche loro, meglio tardi che mai potremmo dire. Dopo 5 mesi di tasse che pesano e peseranno nei prossimi anni sul groppone del nostro paese già affossato nelle sabbie mobili della recessione, sono arrivate alla fine alcune voci di economisti più o meno illustri che hanno detto: è ora di smetterla, basta tasse, se no il paese rischia di non rialzarsi più. La scure fiscale di Mario Monti sinora non sembra aver avuto altri effetti, se non quello di aggravare le condizioni di un malato già pesantemente depresso, con gli indici economici in difficoltà e con il consenso per il Premier ormai in caduta libera, 22 punti percentuali in meno dal giorno del suo insediamento, un 10% perso solo nell'ultimo mese. Secondo una indagine dell'Istituto Demopolis, il 73% degli italiani giudica eccessivo l'aumento della pressione fiscale, dall'IMU alle accise sui carburanti. I 2/3 degli intervistati hanno giudicato inefficaci le politiche per il lavoro e l'occupazione giovanile e crescono i dubbi sugli effetti delle politiche economiche per far fronte alla recessione. Monti, insomma, potrebbe non farcela e per il 60% degli intervistati la situazione è destinata a peggiorare. Il mercato del lavoro è la grande emergenza. A pochi giorni dalla festa del 1° maggio l'Istat ha diffuso i dati sull'occupazione. Il numero dei disoccupati a marzo è salito a 2.506.000, con un incremento del 2,7% sul mese di febbraio. In un anno il rialzo è del 23,4%. Il numero dei disoccupati è aumentato in un anno di 476.000 unità su base mensile di 66.000. A preoccupare è sempre il tasso di disoccupazione giovanile. A marzo, tra i lavoratori attivi tra i 15 e i 24 anni, i disoccupati sono schizzati al 35,9%, un aumento vertiginoso rispetto al mese di febbraio. Il tasso è infatti salito di 2 punti percentuali, segnando il livello più alto dal gennaio del 2004. Cambiare la rotta appare oggi difficile, servono scelte veramente coraggiose con le riforme che sono ancora oggi solo una chimera, fiscalità sul lavoro troppo alta,
pochi soldi in tasca per i lavoratori, consumi interni al lumicino, aziende in sofferenza per le tasse, la mancanza di credito e il mercato stagnante. È un circolo vizioso che dura ormai da troppo tempo e che alimenta solo il lavoro nero, lo sfruttamento e l'illegalità, una rete nella quale purtroppo sono spesso proprio i giovani a cadere. È un tema molto scottante, ricordo a Santinda Pordenone, al Friuli Venezia Giulia, se vuole intervenire mi fa un segnale con la mano e lo faccio intervenire quando vuole. Professor Manocasi, inizio da lei questa sera, no? Perché nel servizio che ha preparato Tullio Trivellato ha fatto un ragionamento sul governo Monti che ha perso credibilità. Secondo lei cosa sta facendo il Premier Monti? A quale missione deve adempiere? Beh, sostanzialmente Monti è praticamente il commissario della Comunità Europea, non rappresenta l'Italia e non rappresenta gli italiani perché non è stato eletto, è stato messo a salvaguardia di una situazione che diciamo era estremamente rischiosa, e questo per una serie di meccanismi che è difficile e sarebbe lungo da spiegare, estremamente rischiosa, e quindi ha cercato con le modalità e con l'urgenza che c'era in quel momento di assistemare le cose. Ma sostanzialmente lui si comporta esattamente, direi, come un curatore fallimentare. Cerca di sistemare le cose e mettere in qualche maniera la situazione in positivo. Ma questo non è il sistema per gestire l'azienda Italia. Questo è il sistema soltanto di sistemare le cose nell'attesa che qualcuno le prenda in mano e cominci a produrre. Cioè, l'azienda Italia si è fermata, non solo, ma sta tornando indietro. A giovarsene di questa situazione ci sono una serie di altri paesi e qui va riconsiderata questa unità europea che non c'è, perché ci sono paesi che approfittano di questa situazione e paesi invece che subiscono. E abbiamo visto che sono paesi che subiscono come la Grecia, come l'Italia, come la Spagna e adesso anche la Francia. Teniamo presente una cosa, che l'anomalia dell'Italia è che la Spagna aveva lo stesso problema. È stato mandato a casa il governo, nel giro di pochi mesi, di poche settimane sono state fatte le elezioni, c'è un governo che gestisce la Spagna, e non è successo quello che è successo in Italia. Però c'è il maggior tasso di disoccupazione, poi lo vedremo i dati in Spagna. Non c'è dubbio, ma non c'è la situazione disastrosa di sovrattasse, di tutta questa cosa che si sta crescendo in questo momento, e soprattutto c'è qualcuno che risponde, perché è stato eletto e quindi dovrà spendere la sua faccia coi cittadini. Questo è l'altro aspetto. Onorevole Luca Bellotti, io parlavo proprio per fare l'introduzione, ovviamente poi parleremo in maniera molto specifica sul lavoro e l'occupazione. Il governo ha perso credibilità e quindi la gente comincia già, prima era il salvatore della patria, senza di lui il paese sembra andato in default, invece cosa vedi? Ti accorgi che il popolo si è già stancato di questo praticamente Presidente del Consiglio. In Italia si fa anche presto stancarsi, però, al di là di tutto, delle volte. Sì, sia più tifosi che sportivi. No, io volevo... Si è creata una situazione anche a volte, possiamo anche dire, imbarazzante. Ad esempio, uno dei motivi dove la stampa ha spinto molto era la questione dello spread, per il quale il governo Berlusconi doveva andare a casa perché lo spread aveva raggiunto cifre vertiginose tali da mettere a repentaglio la stabilità dell'intera situazione economica italiana. Ebbene, se noi oggi facciamo un ragionamento molto semplice, valutiamo da quando c'è il governo Monti ad oggi, credo siano passati 165-170 giorni, e facciamo la media dello spread, dall'ultimo giorno di Berlusconi andiamo a ritroso per 170 giorni, troveremo la grande sorpresa che la media del governo Berlusconi era meno 90 e passa punti inferiore rispetto alla situazione attuale. Allora credo che in questo grande clima c'è anche una grande responsabilità dei mass media che hanno spinto in maniera forte alla situazione Monti salvatore della patria, per poi accorgersi che siamo di fronte ai problemi che non sono stati assolutamente risolti,
che forse quello che diceva il governo Berlusconi prima non andava così male, che forse anche le riforme che avevamo avanzato e che forse anche le risorse che avevamo recuperato per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda il tamponamento delle fasce deboli, tutto sommato hanno garantito una certa tenuta sociale. E oggi, quello che noi dicevamo prima, dovevamo puntare sulla fase del rilancio del nostro Paese, vale a dire trovare una via d'uscita per la disperazione della disoccupazione giovanile e anche per la disperazione che vi è in giro per il sistema produttivo italiano. Le nostre ricette credo che erano assolutamente valide prima e oggi mi sembra che questo sia... Non essere un po' riduttivo da accusare i mass media, cioè un po'... Ma no, io credo... C'era un po' un aggrapparsi sugli specchi, insomma, mi sembra un po'. No, noi purtroppo... I governi, guardi, che governano purtroppo l'Italia... faccio colpa, qualche ammenda anche perché sono stato per un breve periodo protagonista con la questione del FLI, di Fini, eccetera. Il governo aveva una maggioranza palese al Senato, mentre questa maggioranza numericamente non l'esprimeva più alla Camera, per cui era un po' in un punto di stallo, era molto difficile tentare di portare avanti le riforme senza avere i numeri adeguati per il sostegno parlamentare assolutamente necessario. Per cui a furor di popolo sembrava che l'aspetto, togliendo Berlusconi, nascessero tutti i salvatori della patria, tutti santi, tutti bravi, Monti in primis. Mi sembra che abbia vinto un po' la finanza, che è stata responsabile e protagonista comunque della crisi finanziaria alla quale stiamo purtroppo cercando di uscire. Onorevole, avete voluto voi il governo Monti assieme anche al PD, praticamente i due partiti di maggioranza, insomma hanno scelto il professore. Posso chiedere... Sì. Come ha fatto la media? Lei ha fatto la media degli ultimi 3 anni con la media degli ultimi 170 giorni. Direi che non è, se così è fatta la media, non è corretta. Insomma, aspettiamo che Monti arrivi a 3 anni prima di fare un'altra media corretta. Siccome lei ci ha proposto una media. No, io ho fatto la media, l'unica... Basta fare la media degli ultimi 160 giorni nostri. E certo, gli ultimi 160 giorni nostri, che poi era la media dell'impennata, dello spread. 3 anni non li farà mai. E certo, quindi... Però l'avete voluto sia il PDL sia il PD, Piron, cioè questo uomo a governare l'Italia, a essere quello che salvava l'Italia. Insomma, adesso si lamentano un po' tutti, mi sembra un po'... Ma no, ma guardi, ci si lamenta perché al di là del fatto di aver tolto un po' un accredine politico, perché tutti i problemi del mondo erano Berlusconi, no, tutto era lì. Qualche problemino dai l'ha fatto. Allora, si pensava che il fatto magari di avere un altro premier potesse garantire un miglior dialogo tra le parti, una miglior collaborazione con una regia che doveva far sì di consentire di trovare delle soluzioni. Onorevole, è stato guardi chiaro, la riforma del lavoro, ne stiamo parlando dal primo giorno del governo Monti, oggi la Fornero è ancora lì. Certo, siamo ancora onorevole, lì. Il cittadino e il telespettatore che ci sta ascoltando dice il Premier, Monti, il professore, l'hanno messo il PDL e il PD, i due partiti di maggioranza. Se già loro lo contestano un po', in che mani siamo messi? Posso porre da cittadino. Qual era la soluzione? No, ma le spiego, perché a volte le cose non è che i politici sono lì per risolvere ci sono delle problemi. Soluzioni che sono peggio dei rimedi. Certo, però posso fare questa domanda da cittadino, non sto criticando nessuno. Mi pongo la domanda: l'avete votato voi, perché siete stati partiti di maggioranza assieme all'UDC, a metterlo al terzo polo, a metterlo in quel posto lì. Adesso sento che c'è traballa, c'è qualche piccolo problema. La mia domanda è, non ci capisco molto, il cittadino italiano ha ragione in questo senso, o no, Claudio? Ma direi che l'eredità che questo governo ha ricevuto è un'eredità pesantissima. Quale? Non è un problema solo del Premier in quanto Silvio Berlusconi, ma era un problema di credibilità del nostro Paese. Quando mi consenta che non sono assolutamente d'accordo sulla questione della credibilità. Se guardiamo i numeri non ci confortano. Sulla credibilità poi ognuno ha le proprie responsabilità. Perché cosa vuol dire credibilità? Quando si va in Europa e non si è più interlocutori riconosciuti, quando l'Europa ci scrive una lettera e ci dà i compiti per casa
quasi ripetuta 2 volte, 3 volte, tenuta nascosta in un primo momento e poi finalmente l'abbiamo conosciuta questa lettera e c'erano indicati tutta una serie di punti molto pesanti a mio avviso, vuol dire che la credibilità in chi rappresentava la nostra istituzione, il nostro paese, era davvero molto molto bassa, o no? Guardi, il fatto che si sia arrivati ad avere uno spread così elevato non sarà stata una responsabilità di Monti, poi lui è arrivato, l'ha trovata e ha provato ad abbassarlo. E adesso la credibilità di Monti è tale da abbassare lo spread? Perché non abbiamo uno spread più alto rispetto all'ultima parte di Berlusconi? Monti è un interlocutore della Germania, diversamente da quanto stava accadendo prima. Però io credo che... Ma vogliamo essere schiavi della Germania o schiavi della Francia di Sarkozy o della Merkel? O vogliamo essere schiavi dell'Europa o vogliamo gestire noi in casa nostra? Senta, noi in casa nostra? È stato irriso Berlusconi da quel sorriso di Sarkozy. Vedremo. Io mi sono arrabbiato moltissimo perché non ammetto che nessuno possa irridere un altro paese e nemmeno il presidente Berlusconi, perché era anche il mio presidente in quel momento. Comunque, anche se io non lo votavo. Il PD non l'ha mai particolarmente dimostrato. Io dico che quelle cose non si devono fare in assoluto, punto. Ma che poi vogliamo sindacare sull'eredità e sulle responsabilità, questa mi sembra veramente difficile da sostenere da parte vostra e credo non sia nemmeno il caso di discuterne più di tanto perché i cittadini hanno visto e hanno toccato con mano. Forse però ritornando ai tempi d'oggi, perché altrimenti facciamo ancora un discorso che ripetiamo una volte. Mi scusi. Ritornando perché poi vorrei andare nell'argomento, io avevo fatto come cappello della trasmissione per via dei servizi e per via di quello che ha detto il professor Manocasi. Cioè il governo è stato messo, i 2 partiti di maggioranza oggi lo criticano un po'. Il cittadino dice che fiducia ho di questi politici e di questo governo? È ovvio che è un equilibrio difficile da trovare perché sono 2 partiti che hanno dei principi economici, ad esempio, che non sempre collimano, diversi. Io, ad esempio, e credo il PD lo avesse anche detto, su determinate scelte bisognava essere molto più decisi. Ad esempio, le frequenze TV si mettono in vendita e si ricavano 2, 3, 5, 10 miliardi. Ad esempio, la legge sul falso in bilancio andava fatta subito, rimesso mano immediatamente. E potremmo continuare, è chiaro che su questo la legge elettorale e tantissime altre cose. Quando abbiamo detto di far pagare le tasse, io credo che, visti i patrimoni in questo Paese e visto quanto succede nella finanza, sicuramente bisognava tassare molto di più chi gioca in borsa rispetto a chi produce, ad esempio. Romano, che il paragone è molto... Poi vi farò vedere una bella tabella. Andiamo a Pordenone dove c'è Santì che vuole intervenire. Grazie per la parola. Io volevo semplicemente dire questo. Intanto il governo Monti non è stato messo dal PDL, neanche dall'UDC e neanche dal PD. È stato messo dall'Unione Europea, gli è stato dato un incarico preciso, una bella letterina con 10 punti. In questi 10 punti erano previsti delle liberalizzazioni, una riforma del mercato del lavoro, c'erano tutta una serie di provvedimenti di taglio della spesa pubblica e della spesa improduttiva e degli sprechi e non c'era alcuna previsione di aumento delle tasse. Il professor Monti si è insediato in Parlamento e ha giurato che avrebbe rispettato le indicazioni che gli erano state indicate dall'Unione Europea e appena si è insediato, con il consenso del popolo, ha fatto esattamente il contrario. Non ha fatto nessun taglio di spesa, non ha fatto nessuna liberalizzazione, non ha fatto nessuna riforma del mercato del lavoro, ha solo aumentato le tasse in un paese che sta morendo di troppe tasse e di troppa burocrazia. È evidente che il consenso del 60% nel momento dell'insediamento è passato al 35% al 40% di oggi, che secondo me è anche tenuto alto per motivi di opportunità politica. Se il professor Monti non deciderà di lasciare un po' di risorse nel tessuto sociale e imprenditoriale per poter far ripartire l'economia, non potrà altro che far perdere il suo consenso e far perdere assolutamente l'opportunità della ripresa economica al nostro Paese. Per cui il PDL, il PD, l'UDC, che non contano più niente, non hanno nessun potere né in Parlamento né nell'Europa e non hanno più nessuna credibilità, fingono di litigare tra di loro nei dibattiti televisivi per far vedere che ancora esistono,
La realtà è che noi siamo governati dall'Europa, da una persona insediata dall'Europa che ha mentito all'Europa, ha aumentato le tasse contro le indicazioni europee. È d'accordo? E pertanto è insediato senza la legittimazione popolare e senza la legittimazione di chi lo ha insediato. È tutto vero, quindi però, la situazione è estremamente drammatica per il nostro Paese. Dite tutte belle cose, non è stato insediato al popolo italiano, però l'ha messo i governi, cioè i partiti, dunque i partiti decidono se tutto quello che sta facendo Monti può andare bene o no, perché poi lo votano in Parlamento o no, Vellardita? Noi di Italia dei Valori non sosteniamo questo governo e quindi è chiaro che siamo stati critici fin dall'inizio. Però Di Pietro, insomma i nostri parlamentari, avevano l'intenzione comunque di stare a vedere, cioè proprio perché i provvedimenti presi per sostenere l'economia, per naturalmente anche dare un taglio insomma, alla spesa pubblica, erano provvedimenti che sarebbero stati sicuramente votati dal nostro partito se il governo li avesse proposti, li avesse fatti. Non è stato così, cioè alla fin fine insomma, il nostro partito ha fatto bene a restarne fuori perché in realtà le cose importanti che un governo tecnico doveva fare, come soprattutto il taglio alla spesa pubblica per riuscire alla fin fine a ridurre le tasse, perché questo è il problema grosso, cioè bisogna tagliare la spesa pubblica e bisogna tagliarla anche proprio con l'accetta, non così con una riduzione come si sta parlando oggi di 4,5 milioni di euro. Si tratta di ridurre la spesa incidendo là dove naturalmente ci sono gli sprechi. Non so, le auto blu, fino a pochi giorni fa si parlava di acquisto di 400 nuove auto blu, ma naturalmente poi si sono fermati. Quella è stata una sì, bufala, esatto, però si sono fermati. Io non so se poi fosse soltanto è stata una bufala. Ha ragione non l'euro un po' pompata dalla stampa. Può darsi, questo può darsi, però io sto sempre aspettando che per esempio il nostro governo faccia degli accordi con la Svizzera per far pagare le tasse sui quei capitali che ci sono in Svizzera, perché sono tanti, sono capitali che naturalmente sui quali non viene pagato nulla. Allora io credo che si devono fare delle cose importanti e bisogna proprio riuscire proprio a ridurre, per esempio tagliare in maniera drastica anche i compensi naturalmente che vanno, i rimborsi che vengono dati ai partiti politici, perché non ha senso che in base alle spese che vengono fatte si diano 3 o 4 volte le cifre che sono state poi spese. Credo che queste cose qui sono vergognose, la gente si aspetta un segnale e se questo segnale non viene dato la gente non andrà a votare. Questo è il discorso. Io mi aspetto un grande astensionismo anche nelle amministrative di domani, cioè di dopodomani, e questo è un po' diverso però no, non è diverso, perché guardi, io sto facendo banchetti in tutta Verona e stiamo raccogliendo le firme per una legge iniziativa popolare contro il rimborso ai partiti, però la gente viene a dire, proprio lo viene a dire così in maniera molto chiara, dice io non andrò a votare perché questo governo naturalmente non fa queste cose e quindi alla fine si estende il discorso dei grillini, è collegato con questo. Santino Boccia. Volevo ricordare a Santin che anche la Lega non ha voluto il governo Monti. Prima ha nominato tutti fuori che la Lega, volevo ricordarglielo, anche perché se ricordiamo bene, se Fini rimaneva al suo posto un altro anno, probabilmente il federalismo fiscale sarebbe passato, bastavano altre 2 leggi ed era attuativo e probabilmente era la salvezza per questa Italietta, un'Italia centralista, assistenzialista e che ci ha portato a dove siamo arrivati adesso. Per questo è il vero problema. Lo dicono sempre che eravate al governo fino a ieri anche voi. Ma ho detto che se il buon Fini non andava a casa, non ci facevano andare a casa, probabilmente in quest'anno si arrivava al federalismo fiscale tanto atteso da noi della Lega, perché sapevamo che era l'unica medicina in grado di sanare. Questo governo che comincia a non essere più apprezzato dal popolo italiano, io volevo ragionare. No, adesso rientro su, volevo che qualcuno mi dicesse questa riforma del lavoro, di che quale lavoro state parlando? Se non c'è lavoro. Il mondo non ha più bisogno di noi, dell'Europa specialmente, dell'Italia in special modo. Abbiamo 1 miliardo di cinesi e 1 miliardo di indiani che stanno dando al mondo intero tutto ciò che serve, a costi, lo sappiamo bene, bassissimi. Però in Germania lavorano, Santino, in Germania lavorano. La Germania lavora, la Germania è una nazione... mi sembra strano che ma io credo che la Germania, a differenza degli altri, è una nazione ricca di minerali, alle materie prime che noi non abbiamo, e come no, ad acciaio, a carbone, a legno, a tutto.
E dopo il tedesco sappiamo che quando vende la mucca si tiene la testa, mangia la testa e a noi vende la coscia. C'è solo la Germania, forte di un marco che era già forte quando noi avevamo la lira. Tutta l'Europa. Noi purtroppo noi siamo entrati in un euro che la lira non ce lo permetteva, una lira povera, che per fare un euro sappiamo tutti che ci volevano 1100 lire. 1300 addirittura i numeri. Per un marco. Dove bastava un marco, bastavano 2 marchi, 3 marchi. Quindi come vede il governo Monti, siamo già partiti con piede. Bozza, a concludere, come vede il governo Monti? Poi... malissimo, andare a casa. Senatore Anche perché, scusi, un governo tecnico, quando parliamo di lavoro vengo da lei. Un governo tecnico che si porta dentro altri 3 tecnici è di uno di questi, Amato, che io mi ricordo, sono diventato leghista nel 92 proprio, con la minimum tax di Amato, che siamo dati 1 milione di imprenditori, io vengo dal mondo del lavoro, siamo andati proprio a Roma, col famoso 6 per 1000 sono diventato leghista, me lo trovo dopo 20 anni. Ancora dentro, non è possibile. Non si ricorda che in quel governo, nel governo Craxi, c'era Monti. Sì, ma quello che mi ha portato nella Lega, ripeto, l'attuale Presidente del Consiglio Amato, era il consigliere. Allora, me lo ritrovo adesso, pensa se io posso avere fiducia in questo governo. Bisogna ricordare a Bob. Senatore Ramponi, poi ho la pubblicità perché ho Valdegambari fuori che sta attendendo. Allora concludo questa prima parte perché davvero... c'era una puntata sulla Cina da fare. La faremo, no, ma siccome abbiamo un tema scottante sicuramente lavoro, la facciamo. La faremo, ormai ci suggerite anche voi. La differenza tra Italia e Germania è proprio guardate, questa. L'editore del gruppo TV7 qui presente sta impegnandosi sia a livello di idee. La Merkel ci va ogni 6 mesi. Claudio Pirò, stiamo impegnandosi sia a livello di idee che di lavoro, di fare tutte le trasmissioni politiche. Siamo stati, Pirò, scusami, Claudio Pirò, l'unica televisione a fare tutti i giorni 2 o 3 trasmissioni, tutti i candidati sindaco dei vari paesi, e li abbiamo avuti ospiti qui nel nostro gruppo, quindi non c'è stata nessuna televisione che ha fatto questo lavoro per seguire la politica e per far migliorare il nostro popolo, la nostra Italia. Prego, senatore. Ma intanto vorrei fare una precisazione, noi non siamo in crisi nelle esportazioni. L'unica cosa che aumenta, no, non fare così, l'unica cosa che aumenta sono le esportazioni, quindi non diciamo stupidaggini. Certamente siamo in ritardo in Cina rispetto alla Germania, ma ricordo che la Germania esporta il 60% della sua esportazione in Europa. Detto questo giusto per precisare, ma volevo toccare 2 punti, un po' di sintesi per quello che ho sentito dire. Non c'è dubbio che la cura di Monti che abbiamo approvato noi, non è vero che lì non contiamo niente, noi l'abbiamo approvata e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. È giusto quello che ha detto Bellotti, che a un certo punto l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo già ripetuto 20 volte, non potevamo andare avanti, tutti lo sanno e va bene. Detto questo, Monti ha assunto quelle responsabilità in una situazione molto difficile alla quale progressivamente la classe politica italiana aveva portato l'Italia, perché anche quando dovevamo entrare a Maastricht avevamo già il 120% di debito e il 10% di deficit, quindi tra l'altro stavamo anche peggio di adesso. Non è vero che il grande problema siano le tasse, il grande problema è l'evasione fiscale, non le tasse, altro che. Le tasse ci sono perché appunto non si pagano le tasse, perché altrimenti se di 120 miliardi all'anno se ne pagassero almeno 60.000 il problema sarebbe risolto. Quindi impariamo a dire le cose vere. Detto questo, Monti ha fatto questa cura dura, massiccia, che si sta rivelando, devo ammetterlo, un po' troppo dura. Si sta rivelando un po' troppo dura e sta pregiudicando la situazione interna nazionale. Se ne è accorto lui, che tornava glorioso e trionfante dall'Europa, ma se ne è cominciata a accorgere anche la Germania, perché la Germania, che ha il 60% di esportazioni in Europa, se crolla il sistema economico europeo, è rovinata anche lei, non si faccia illusioni. Il secondo punto che voglio dire è quello di cui ci siamo riempiti la bocca, non da quando c'è Monti, ma da quando anche c'eravamo noi, 6 mesi prima, lo sviluppo. Voi vi ricorderete che quando noi abbiamo fatto i 2 decreti, che è quelli che attualmente stanno agendo, perché il discorso di Monti sull'IMU deve ancora verificarsi, quando noi facemmo i 2 decreti e il DEF, il Documento di Economia Finanziaria, si disse che stangavamo parecchio, però si disse contemporaneamente dobbiamo fare, e noi abbiamo perso 6 mesi per riuscire a fare
il decreto sullo sviluppo. E io suggerivo, anziché cercare un decreto sullo sviluppo che prende in considerazione chissà che cosa, cominciamo a fare dei piccoli decreti che appunto vengano incontro alle cose che voi denunciate. Noi non ci siamo riusciti, purtroppo non ci è riuscito finora nemmeno Monti, e io trovo giusto quello che lei diceva. Quindi questo è il nostro quadro di situazione. Tant'è vero che Monti, e concludo, ha già cominciato a dire, come sentite, mentre prima esaltava infinito l'Europa, ha cominciato a scaricare sull'Europa la pressione che viene dalla nostra base, si è scaricata su di lui, si sta rendendo conto che è troppo precaria la situazione economica e sta dicendo è l'Europa che deve fare di più. Ecco, questo secondo me no, Piero, diamo pubblicità, deve ancora parlare, abbiamo il tema, ce la buona, faccio dire tutto quanto. Rimanete assolutamente con noi, a tra poco. Eccoci, è arrivato con noi anche Stefano Valdegambari di UDC, grazie di essere con noi, consigliere regionale. Allora, nel ragionamento che abbiamo fatto prima di iniziare a parlare di giovani e di lavoro, tanti anni fa, ma tanti, Santino Bozza, che voi la storia è storia. 49 anni ho fatto No, 49, prima, molto prima, adesso vi faccio leggere. Se andiamo con la grafica, ve l'ho preparato per ben bene, perché tanti anni fa vi leggo un passaggio che è davvero molto interessante. Sembra quasi attuale. Sembra attuale, se la regia me lo può mettere in grafica, ed è del 317 d.C. Immagini lei, Santino, quanti anni fa è questa qui. E va bene, guarda, è talmente aumentato, diceva, il numero degli impiegati dello Stato che supera quello dei contribuenti e le tasse crescono a dismisura, per cui le risorse e i produttori vengono abbandonati. Enorme è il numero, adesso cambiamo pagina rapidamente, la regia se mi segue, e vediamo se lo fa rapidamente, però deve farlo rapidamente altrimenti perdo il filo. Enorme il numero delle province, vabbè, ritorniamo avanti, grazie, ecco. È talmente, l'abbiamo già letto questo, se la regia mi dà un supporto. Enorme è il numero delle province, grande è il numero dei governatori, enorme è la burocrazia che presiede ogni singola regione e città. Vi è un aumento degli uffici, se giriamo pagina, vi è un aumento degli uffici del fisco, dei magistrati, dei vicari e dei prefetti. I funzionari ben di rado si occupano delle questioni dei cittadini e se lo fanno pensano solo al proprio conto. Per il resto, adesso andremo avanti, per il resto si pensa solo a condannare, confiscare i beni in maniera sempre più frequente ed è inaccettabile che tutto venga imposto per riformare lo Stato e la finanza. Lo diceva Lattanzio Bozza nel 317 d.C. Aspetti che le faccio vedere un'altra cosa. E in quel periodo c'era l'euro, perché voi non lo sapete, ma c'era l'euro anche in quel periodo, che si chiamava Folis. Se andiamo con la grafica, vi faccio vedere un attimino che era al genio romano, se andiamo col computer gentilmente dalla regia e mi fa vedere anche quello che Folis era... L'aumento del numero, praticamente il Folis era la moneta unica imperiale del 300 d.C., più o meno lo stesso periodo che abbiamo letto prima, e c'era l'aumento del numero delle province e delle diocesi, gli investimenti nelle spese militari, pensate in quel periodo, le enormi spese per il mantenimento dello Stato, la riforma fiscale con un aumento delle tasse controllate dalle province oppure diocesi, il numero dei funzionari maggiori a quello dei contribuenti. Pensate un po'. Le conseguenze quali sono state? Stavano peggio di noi. Finisco, dopo lo commentiamo. Finisco. Le conseguenze, andiamo piano, quali sono state? Che c'è stato abbandono dell'agricoltura, come è attuale, anche se oggi c'è un leggero ritorno, perché ho sentito oggi che ci sono molti giovani che vogliono andare a fare quel lavoro lì. Se lasciamo la grafica, grazie Claudio in regia, abbandono della produzione, desertificazione del territorio, forestazione delle aree abbandonate
E ovviamente è l'aumento di governatori, di burocrati, gli uffici del fisco, i magistrati inefficienti e carenti di giustizia, la smania di Senato di edificare, la confisca dei beni degli evasori, ricorso all'usura per far fronte agli impegni. Questo era quello che succedeva nel 300 d.C. È stato l'inizio del crollo dell'impero. Certo. Mi consente di volevo, dire stavano peggio. Ah no, finisco, vi stiamo facendo vedere un documento. Sì, voglio solo fare una che adesso è anche battuta. oggetto di discussione, che merita una piccola riflessione, perché Certo. nel 300 d.C. siamo nel 2012, credo che nessuno come... È sempre la stessa razza umana. Volevo solo È sempre dirle la una stessa cosa, razza umana. stavano peggio di noi, perché come vedo e come dice aumenta il numero, i funzionari dello Stato, dice, Sì. sono più dei contribuenti. Certo. Allora c'è una differenza. Oggi forse gli unici che pagano completamente il contributo sono i funzionari dello Stato. Sono i dipendenti statali. Ecco, i dipendenti dello Stato. Invece lì sembra risultare che i dipendenti dello Stato non pagassero perché i contribuenti erano altri. Non pagavano anche C'è quelli. Santin da Pordenone, prego professore, poi c'è Santin, poi Valdegamberi. Ma questo, abbiamo una situazione che è speculare a quella attuale, poi più drammatica, Certo. meno drammatica, ma questo è importante. Ma il meccanismo nasce alla stessa maniera quando viene inventata la moneta comune dell'impero. E questa moneta comune non è equamente distribuita come valore e capacità di acquisto in tutto l'impero. Ed è esattamente quello che sta succedendo adesso. In Italia il potere d'acquisto dell'euro è diverso che in Germania e la Germania se ne agevola, per cui certe regioni dell'impero si agevolavano di questa valuta comune che dava un senso di sicurezza perché era più facile, fu fatta perché era più facile la commercializzazione dei beni. E quindi sembra che fosse positiva, invece è stato uno dei motivi, non è solo questo, dell'incrinatura dell'economia romana e la conseguenza l'abbiamo vista. Poi per rimediare tutto ci sono state un po' di guerre e tutto è ritornato più produttivo. Santin voleva intervenire da Pordenone. Volevo semplicemente dire una cosa molto semplice, che non è vero che la situazione nell'antica Roma nel 317 era peggiore di quella in cui stiamo vivendo adesso in Italia, per un semplice motivo, lo dice la storia, l'impero romano è durato fino al 476 ed è crollato sotto il peso delle tasse perché i cittadini romani non erano più interessati a fare da sorveglianza, a fare il servizio militare e a lavorare per l'impero romano, erano piuttosto interessati ad essere invasi dai barbari perché erano oppressi da una pressione fiscale troppo alta. Ebbene, l'antica Roma è vissuta altri 150 anni con una pressione fiscale molto alta, ma non come quella di adesso. Noi non siamo in grado di durare altri 150 anni. E abbiamo la netta sensazione che la gente sia veramente in grande fermento e non possa sopportare questa pressione fiscale per qualche anno, non per altri 150 anni. Questo per dire che il vero problema, a differenza di quello che dice il senatore Ramponi, sono proprio le tasse, il fisco e la spesa pubblica. Il problema delle tasse non sono collegabili in alcun modo, come dice il senatore, all'evasione fiscale. Ossia, il problema di questo Paese è l'evasione fiscale, nel senso che va combattuta, noi siamo per la legalità e quindi l'evasione fiscale non è una cosa che può essere sostenuta e deve essere combattuta in tutti i modi. Ma il vero problema non è l'evasione fiscale per il semplice motivo che il gettito dello Stato, che supera i 700 miliardi all'anno, è da solo sufficiente, quindi al netto dell'evasione fiscale, per mantenere la macchina, l'apparato burocratico statale in modo agevole, perché è più di quanto hanno a disposizione gli altri partner europei. La Francia e la Germania, pro capite, hanno a disposizione, gli stati che rappresentano quei paesi, un importo inferiore a quello italiano al netto dell'evasione fiscale e pertanto se in Italia il denaro pubblico fosse gestito con oculatezza e con senso del dovere, i 700 e rotti miliardi di euro che i cittadini pagano di tasse, quindi al netto dell'evasione fiscale, è una quantità sufficiente a far funzionare bene il nostro Paese. E questi invece, il fatto che l'evasione fiscale sia sempre chiamata come il vero problema del Paese, è l'alibi che i politici si danno
perché incapaci di gestire il denaro a loro disposizione, dicono sempre: se avessimo dell'altro denaro proveniente dalla lotta all'evasione fiscale risolveremmo il problema del paese. Mangerebbero anche quelli, assumerebbero ancora dipendenti pubblici, li sprecherebbero, aumenterebbero i compensi e il finanziamento ai partiti, li utilizzerebbero per assumere forestali dove non ci sono le foreste o lagunari dove non ci sono le lagune. Questo è il vero comportamento che hanno sempre fatto, perché ogni volta che hanno avuto un'extra entrata determinata dalla lotta all'evasione fiscale l'hanno sprecata e l'hanno buttata via. Quindi che gestiscano bene il denaro che hanno, che è più di quanto hanno gli altri paesi europei, e la smettano di dire che il problema è l'evasione fiscale. Il problema è chi ci amministra che non è capace di farlo. Anche perché però senatore, mi scusi, voglio precisare che la pressione fiscale, non mi fermi, che la pressione fiscale in Germania è uguale alla nostra. Quindi non giustifichiamo... Assolutamente no, senatore, assolutamente no. Vabbè. È calata di 7 punti percentuali negli ultimi 7 anni. La pressione fiscale sì, assolutamente, e la nostra supera il 55% se si fa al netto della francese come la nostra. La pressione fiscale svedese, norvegese e danese è superiore alla nostra. La realtà è però che gli altri hanno un'evasione molto inferiore alla nostra. Quindi preoccupatevi dell'evasione in Germania e della nostra, poi vedrete. Valdegamberi. Dove c'è meno pressione fiscale Valdegamberi, Valdegamberi, chiedo brevità di intervento. Devo ancora iniziare a parlare, già mi chiede brevità. No, perché so già come va a finire. I ragionamenti sembrano molti da fare. Io sono dell'opinione che occorrono fare tutte e due le cose in contemporanea. Da una parte va ridimensionato tutto questo pachiderma di questo apparato che si è creato negli anni attraverso una serie di riforme strutturali di cui non c'è la volontà da parte di un Parlamento, mi pare, a voler affrontarle seriamente. Si era tentato con eliminare qualche livello di governo, poi alla fine le discussioni parlamentari hanno voluto rivedere anche le proposte un po' più forti che magari arrivavano dal governo, perché il Parlamento sta frenando queste riforme. Questa è la mia opinione da esterno, ovviamente. Quindi, dato che non andiamo a ridimensionare tutto l'apparato, ricostruire un nuovo Stato, più snello, meno pesante, meno farraginoso, meno dispersivo delle risorse, più efficiente, non andremo quindi a recuperare risorse che oggi, è vero, vengono fagocitate dalle strutture senza dare servizi ai cittadini e buoni servizi. Quindi la riforma strutturale è un passaggio imprescindibile. Io credo che si possa evitare di aumentare le tasse solo se si ha questo coraggio di fare queste riforme. Qualche riforma strutturale Monti l'ha fatta, quella previdenziale per esempio andava fatta, ora quell'aspetto lì siamo a posto, ma non basta, occorre intervenire nel ridurre troppi livelli di governo. Si parlava a partire anche dalla base, perché quando mi trovo anche dei comuni, i sindaci che si lamentano perché ci sono meno soldi, parlo dei sindaci delle città, e poi vado a guardare nei bilanci di questi comuni, parlo comuni che hanno 100, 200, 300 mila abitanti, si nominano dei pagatissimi city manager, in cui non sono necessari, 5 addetti stampa, 13 dirigenti esterni per accontentare la pletora. Io sto parlando del comune di Verona, per esempio, perché conosco bene il bilancio. Io parlo di comuni che conosco il bilancio, che ho studiato e analizzato il bilancio. Io parlo di un bilancio. Non sta facendo riferimenti, scusi. No, io parlo di dati che conosco, non parlo di ciò che non conosco. Devo intervenire. Sì, scusi. Non sta facendo una campagna elettorale, perché oggi ci silenzio non ci permetterei. Se sto facendo delle cifre, dei dati. Santino Bozza, finisco, se dovesse fare l'intervengo e lo bloccherei. Ma non siamo in silenzio elettorale. Non sta facendo questo. Non siamo io in effetti ho chiesto se era in regione. Sì, scusate, finisco il ragionamento. Io, se vado ad analizzare un comune che si ritiene comunemente virtuoso come il mio comune, quello di Verona, io ho preso i bilanci dal sito del Ministero degli Interni e li ho analizzati. Ho cercato di capire quant'è la spesa corrente pro capite, quant'è la spesa di personale pro capite e l'ho paragonato anche con comuni del sud, perché molte volte ci muoviamo con dei luoghi comuni, poi nessuno va a guardare i dati. Ho scoperto per esempio che Verona ha una spesa corrente che è superiore pro capite, superiore a quella di Bari, di Benevento. Possiamo lasciare stare il ragionamento? Sto ragionando, no, per dire che noi dobbiamo cominciare. È inutile poi
dire l'IMU va applicata, cominciamo a ridurre la spesa, finisco il ragionamento, prendo un'altra città sempre della Lega, Treviso, Valdegamberi, facciamo un discorso generale, ci sono le votazioni, o diamo dei messaggi concreti alla gente, se no parliamo di fumus, ognuno dice tutto il contrario di tutto. Se la spesa corrente di Verona fosse come quella di Treviso, così non offendo nessuno della Lega, se fosse come quella di Treviso, potremmo evitare di applicare 80 milioni di tasse. 80 milioni di tasse significa tutto l'IMU, più di tutto l'IMU per la città di Verona. Ecco quindi ragionamento per dire, ognuno faccia la propria esame di coscienza in ciò che noi siamo bravi italiani a dire lo Stato deve fare se sono in comune, se sono dello Stato il comune deve fare, ognuno assumiamoci la nostra responsabilità a ciascun livello di governo, cominciamo a ridurre e usare meglio le risorse e vedremo che le risorse saranno sufficienti per tutti. Devo ancora parlare del lavoro perché deve ancora intervenire il Presidente dell'Ordine dei Consulenti di Lavoro Antonio Vegna, vorrei farlo intervenire, però prima professore Manocasa vorrei fare una domanda, ritiene giusto che per convincere i mercati si debba far fare da questo governo così tanti sacrifici no, assolutamente ai cittadini italiani? Non serve assolutamente niente. Facciamo un esempio concreto, vogliamo tenere, perché la Germania ha interesse a tenere l'euro alto, lo teniamo alto e lo paga, lo sta pagando la Grecia, noi, la Spagna e parzialmente anche l'Italia. Abbiamo visto invece che lo yen giapponese, e i giapponesi mi pare che abbiano un mercato pressoché mondiale, sono in grado di gestire la propria valuta e sono stati declassati pari a un qualsiasi paese africano. Il declassamento del Giappone in questo momento è il declassamento più totale che ci sia sul globo terrestre. Nonostante questo non è successo niente, continuano a commerciare, continuano a vendere e comprare e quindi il problema sta su come viene gestito l'euro. L'euro è bloccato, bisogna cominciare a aumentare il numero dei debiti dell'Europa complessivamente e cominciare a diminuire il prezzo il valore dell'euro e soprattutto deve incominciare a oscillare umanamente, a respirare come tutte le valute che vivono. Sarà tempo più, ci vorrà molto tempo, perché il ragionamento suo è un po' complesso. È la Germania che è ossessivamente legata a questo euro e alla valuta forte. Sì. Ma questo fa parte di un patto che non sta né in cielo né in terra, cioè o l'Europa è unita e vuol dire che siamo tutti dentro lo stesso calderone e decidiamo tutti insieme, oppure se c'è solo uno che comanda e gli altri devono obbedire, allora la cosa diventa drammatica. Chiedo alla regia, adesso cominciamo il discorso Piero, chiedo alla regia se mi fa vedere il grafico della disoccupazione che c'è in Europa, vedere quanto sono dati Istat, che poi tra l'altro c'erano anche oggi sul Corriere della Sera, però sono stati dati dall'Istat, qual è il tasso di disoccupazione. Noi abbiamo estrapolato i paesi più importanti, usiamo questo termine, ricordando che Eurolandia sono quelli all'interno dell'euro. L'Austria c'è una disoccupazione del 4%, l'Olanda del 5%, la Germania del 5,6%, la Gran Bretagna dell'8,2%, l'Italia del 9,8%, però ricordo quelli dell'Italia che vanno aggiunti anche quelli in cassa integrazione, quindi l'Italia arriverebbe all'11,5% come tasso di disoccupazione. Nero, però, è sempre a sud, perché a nord. Vabbè, posso dare i dati, poi discutiamo, vi prego. Poi c'è la Francia, poi dicevo l'Europa, quella senza euro, l'Eurolandia, quelle che sono dentro l'euro, il Portogallo il 15,3%, la Grecia il 21,7%, mentre la Spagna è la più alta, il 24,1%. Però vi ricordo che in Spagna, proprio per quello che diceva prima il professor Manocasi, lì c'è stata la liberalizzazione di tutti i lavori e un po' il dato andrebbe giudicato in maniera un po' diversa. Onorevole Luca Bellotti, lei è stato poco tempo fa sottosegretario di Stato ai lavori e alle politiche sociali e credo che questo problema del lavoro oggi sia il problema che va risolto rapidamente. Ma mi piacerebbe che non fosse, onorevole, risolto rapidamente qui dentro. Lei esce, domani trova Berlusconi oppure trova chi trova e il discorso venisse affrontato in maniera seria con meno burocrazia anche da parte del Parlamento e con scelte rapide, insomma, mettetevi d'accordo. Io credo che la politica possa fare tanto. Che vuol dire burocrazia da parte del Parlamento? Volevo dire che non la burocrazia, senatore Ramponi, volevo dire la burocrazia. Ho detto una parola in più, però volevo dire burocrazia, devo che spiegarla, nel senso che prendono decisioni
soldi, ci vuole molto tempo. Io volevo dire, non ho detto la burocrazia, non è proprio burocrazia, volevo dire in tempi brevi. Il Parlamento un decreto legge lo deve approvare in 60 giorni. Lo deve fare rapidamente. Io vorrei intervenire un po' a catena sulle varie questioni che sono state poste in questi minuti. La prima uno dei problemi del nostro Paese è anche il disfattismo. Oggi, credo più di ogni altro periodo, va combattuto questo pessimismo cosmico che non ci porta da nessuna parte. Quindi credo che bisogna avere fiducia nell'Italia, negli italiani e anche in parte siete voi che date pessimismo, perché se ragioniamo prima, le spiego perché, mi critica il governo Monti, mi dà lei pessimismo. No, d'accordo, ma abbiamo parlato di aspetti migliorabili, questo è un altro paio di maniche. Così come credo che il nostro Paese, quando va confrontato, vada confrontato con l'Europa, vada confrontato anche con alcuni paesi in giro per il mondo. Il debito pubblico degli Stati Uniti è del 240% rispetto al PIL. Ad agosto Obama, che aveva il problema col Congresso era con la Federal Reserve per aumentare la capacità di spesa pubblica, altrimenti anche lo Stato americano andava in default. La stessa questione del Giappone, la più alta percentuale di vendite all'esterno rispetto al PIL, il Giappone oggi viaggia al 190% rispetto al proprio PIL di deficit. Qual è la grande differenza tra gli Stati Uniti, il Giappone, l'Europa e l'Italia? La grande differenza è che gli Stati Uniti stampano moneta. La grande differenza è che il Giappone stampa moneta, la grande differenza è che la BCE non stampa assolutamente moneta, noi abbiamo dei limiti che sono feroci, non è possibile essere nell'Europa unita dove ogni singolo Stato per finanziare le spese di funzionamento deve avere un costo del denaro variabile. Il costo del denaro, se l'Europa è unita, la BCE deve comunque avere un uguale spread, la Germania, la Francia, la Grecia. Poi mettiamoci d'accordo su come controllare la spesa pubblica di questi paesi. Però non è possibile che tutti i sacrifici, tra l'altro giusti, non giusti, migliorabili, che sta imponendo Monti, vengono mangiati dallo spread. Il tedesco, stando fermo, vive di rendita, l'italiano pur lavorando con lo spread ci massacra i conti pubblici, non possiamo andare avanti così, per cui Monti, oltre ad andare in Cina, credo farebbe bene a porre seriamente la questione in Europa. Non si può essere Europa unita se si hanno dei costi variabili del denaro dei singoli paesi europei e questo influisce poi sulla previdenza, influisce poi sui costi delle pensioni e su tutti gli altri servizi. Un'ultimissima osservazione. Andiamo sul tema della serata. Andiamo sul tema del lavoro. Oggi bisogna far parlare anche nei dibattiti politici chi ha idee per poter far crescere il lavoro nel nostro Paese, che è un esercizio molto complicato. Ad esempio, non possiamo più dare soldi a tutte le industrie o le aziende che hanno quelle che sono andate a investire fuori, e abbiamo dato anche nel Veneto fior di risorse a tutti questi settori merceologici pensando di avere una convenienza. Oggi queste questioni credo che devono essere riviste. Poi non dimentichiamo che noi stiamo pagando anche frutti di politiche, non voglio andare a ritroso, però di anni quantomeno di una politica industriale dissennata. L'energia in Europa, in Italia noi la paghiamo il 30% più caro rispetto a qualunque altro paese, Francia, Germania, eccetera. Però noi siamo ambientalisti, noi abbiamo rinunciato alla politica energetica nucleare. Noi, 1960, io arrivo da Rovigo, vicino a Ferrara, il premio Nobel della chimica a Ferrara, vi ricordate, è nata nel 1960, oggi la chimica in Italia non esiste più, perché abbiamo deciso che... Svenduta. Allora, bisognerà pur capire che questo Paese ha bisogno di recuperare tecnologia, ha bisogno di recuperare velocità. Vi faccio solamente un esempio, la centrale di Polesine Camerini, la ricostruzione più grande cantiere italiano, sono 8 anni di iter burocratica, pur avendo col governo Berlusconi cercato di
assolutamente accelerare tutte l'iter, però poi l'iter si ferma nella burocrazia, si ferma nei tribunali. Ecco, quindi ci vuole una coscienza generale paese, perché siamo tutti nella stessa barca. E la politica non può fare qualcosa su questo. Antonio Vegna, lei è presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il lavoro è un tema scottante, perché poi sentiremo anche delle persone che abbiamo intervistato. Bisogna risolvere, come diceva l'onorevole Bellotti, bisogna cercare di avere delle idee e poi metterle in pratica rapidamente, mi auguro. Cosa che a chi aumenta l'occupazione. Ma lei è stato già sottosegretario del lavoro? Ci abbiamo provato. E quando lo era? Guardi, le facevo l'esempio di alcuni giorni fa, quando per radio in macchina Radio 24 parlava, no, vi ricordate, la famosa, purtroppo drammatica questione dei suicidi degli imprenditori, specie disperati mai, no? E comunque il conduttore faceva riferimento, passava tutti gli imprenditori, c'era una sorta sicuramente di genesi del problema profondo, dicendo però cosa? La politica, non c'è nessun politico che si fa sentire, non c'è nessun politico che abbia una proposta. Vero? Assolutamente niente, perché io ho tentato di mandare email, ho tentato di mandare messaggi, mi sono messo 2 volte in contatto con la segreteria e non mi hanno passato in diretta. Oggi fa perché parlare contro i politici. Fa audience parlare contro i politici, fa audience cosa pensare, che noi non facciamo, o pensare di far capire all'opinione pubblica che i politici magari non solo hanno la testa pelata, però forse conviene di più dire che i politici hanno la testa vuota. Invece non è del tutto così. Anche prima col governo Berlusconi stavamo cercando di individuare una task force da mettere a disposizione degli imprenditori. Vado da Antonio Vegna. Glielo dico in 10 secondi perché potrebbe essere un'idea almeno da transitare, non per Radio 24 ma per questa emittente. Allora, l'imprenditore, il piccolo imprenditore, stiamo parlando dei piccoli imprenditori, in molti casi, vivendo sul successo, è sempre stato bravo, però non ha le competenze per poter affrontare in maniera economica il rapporto con le banche, il rapporto con i sindacati, i cash flow aziendali, una ristrutturazione doverosa in periodo di crisi. E molti consegnano il libro di tribunale. Allora, lì si può lavorare molto con la solidarietà, mettendo insieme le persone magari giovani, preparate. Onorevole, la fermo, vado a finisco dopo. Anche perché è capitato che anche a me la stessa cosa. Lo sai, io ho mandato diversi email al governatore Zaia. No, il governatore Zaia per invitarlo nelle nostre trasmissioni. Il governatore Zaia invece magari sceglie qualche altra televisione di Serie A qui locale, non è venuto e non mi ha dato tramite il suo ufficio stampa nemmeno risposta. Tanto per dire un esempio, non abbiamo mica fatto nulla di male noi, anzi, è un democratico. No, scusami, forse ti spiego io come devi fare. Devi fare una trasmissione dove ci sia solo lui senza contraddittorio, allora viene. No, ma io posso invitarlo, però abbiamo mandato l'email gentilmente, le abbiamo chiesto al suo ufficio stampa, gentilmente risposto, e non l'abbiamo nemmeno ricevuta, quindi immagini lei il mio stato d'animo, che organizzo questo per i nostri telespettatori per dire quali sono i problemi, e la risposta del nuovo governatore quando va in altre televisioni. Va nelle sue televisioni. Alle sue televisioni, esatto. Allora, aperta e chiusa parentesi, me l'ha fatto tirare fuori dalla bocca lei questo discorso qui, onorevole. Allora, invece ho il senatore Napoli che viene sempre, sono molto contento di averlo, anche perché un giorno farò una puntata faccia a faccia io e lui da solo. Non parleremo di politica però. Antonio Vegna. Sono meglio del governatore. Mi dica. No, la facciamo, no, era una battuta, dai, prendetela come battuta per sdrammatizzare un po'. Mi dica. Ma il governatore di che cosa? Del Veneto. Ah, il presidente. Si pensa tutti i governatori. Si chiama governatore? Prego. No, allora, il tema... si chiama presidente. Presidente, governatore, è nel gergo che non so. Si dice governatore. Antonio, dopo sentiamo la voce almeno del presidente dei consulenti del lavoro. Che non governa. Fermo, Valdegambi. Allora, il tema del lavoro, un tema terribile. Dicevo giustamente, l'onorevole, bisogna trovare delle soluzioni, delle idee. A parole è tutto facile, poi diventa tutto più complicato. E quindi? E quindi le faccio una domanda, ha delle idee? Io dovrei avere la bacchetta magica, secondo lei? No, ragioniamoci per sopra. risolvere qualcosa? No, io però vorrei fare una cosa, perché intanto io ringrazio l'emittente per avermi invitato qui. Sono venuto qui, non ho alcun incarico politico e sono doppiamente spettatore, che di solito questi dibattiti li seguo anch'io come spettatore televisivo. Questa volta ho anche questa fortuna di essere presente all'interno di questo dibattito. Intanto devo dire che dagli interventi politici
io ho percepito una grande preoccupazione per il risultato elettorale di domani e dopodomani, una grande preoccupazione. E hanno ragione i politici, i partiti a essere molto preoccupati, perché da questi interventi, ancora una volta, scusate, ma io percepisco una grande distanza dalla gente comune, una grande distanza dalla gente comune. E mi dispiace doverlo sottolineare con questa forza, però è la realtà. Perché si cerca sempre di trovare il modo di dare la colpa a fattori esterni, non meglio definiti, ma lontani da noi, quando invece bisogna partire da una sana autocritica, cosa che invece non si vuol fare mai. E questa è una grande opportunità che si perde, no? Quella dell'autocritica, perché solo dall'autocritica possiamo poi trovare, individuare forme per superare anche questa gravissima crisi che stiamo attraversando. Non voglio assolutamente parlare dei motivi di questa crisi, che sono molteplici, e quindi hanno scritto fiumi di inchiostro, hanno parlato per miliardi di ore, e chi segue, e sicuramente la gente segue molto di più di quello che tanti pensano, segue molto di più le cose, ecco, già è sufficientemente informata, proprio anche grazie ai vari social network e così via. Quindi ha modo di farsi di avere un proprio autonomo giudizio sul perché, sul per come, le colpe e così via. Dico però che l'Italia intanto non è arrivata come paese alla canna del gas, su questo sono d'accordo anche con l'onorevole Bellotti, cioè c'è la volontà di dire ormai questo paese è arrivato alla fine, no? Cioè, qualcuno fa serpeggiare questo pensiero, un pensiero profondamente sbagliato, perché l'Italia è un paese industriale, è un paese con una grande tradizione agricola. Lei ha detto bene prima che in agricoltura qui nel Veneto molti giovani stanno tornando all'agricoltura, un'agricoltura sottolineo di grande qualità, di grande specializzazione, che sta avendo anche il sostegno della Regione, e dobbiamo dare atto di questo, come vorrei dare atto anche alla Regione Veneto, dico anche come professionista, poi vedremo come si svilupperà nella concretezza questo piano straordinario di aiuti che è stato deliberato recentemente, per, attraverso Veneto Sviluppo, dare sostegno alla piccola il fondo di rotazione, per dare appunto sostegno alla piccola e media impresa in questo momento di particolare difficoltà di accedere a dei finanziamenti. Vedremo poi le banche quanto ascolteranno questo e quanto metteranno poi in pratica questo piano. Scusami, non ti ho interrotto, Valde Gamberi, non l'ho interrotta prima, mi consente di concludere. Allora, per favore. Allora, stava dicendo che è 2 anni che c'hanno i soldi per questa operazione. Voglio dire, 2 anni fa. Io l'ho letta nel sito oggi, la Regione non l'avevo mai letta prima, oggi l'ho vista, delibera 676, 17 aprile 2012. Stava dando una mano, che ha ragione. Sto dicendo che era da 2 anni che avevano auspicato il Consiglio, avevamo messo disponibili 30 milioni di euro per fare effetto poi moltiplicatore per le banche, e io ho fatto un'interrogazione recentemente perché da 2 anni sono fermi questi soldi a Veneto Sviluppo. Bravo. Finalmente l'hanno sbloccati, sono contento, era ora. Bene, era ora. Qualcuno si ammazzasse ancora per comunque, pubblicità, a concludere. No, conosco molto bene la questione. Comunque, siamo in Veneto, conosciamo mica capisco. Se lancia la miccia, se accende la miccia, qui diventa... Questo è dare atto che il Veneto si potrà avvantaggiare sicuramente, anche qui vedremo le modalità attuative eccetera eccetera, però credo che questo accordo sulle bonifiche di Porto Marghera sia un altro aspetto molto importante, molto positivo, che può dare futuro al nostro territorio, al nostro popolo, alla nostra gente. E anche questo è un argomento, credo, importante, sul quale non possiamo fare finta che non ci sia. Vengo da Venezia, consentitemi, io proprio oggi ho partecipato a un incontro sulla città metropolitana, è un tema che Confindustria Venezia, insieme a ordini, associazioni, praticamente a tutte le associazioni del territorio, sta cercando di portare avanti. Credo che anche questo sia un tema importante, sul quale la politica non deve, non intervenire, ma deve esprimere chiaramente come vuole confrontarsi sul tema della città metropolitana, ma sul lavoro, in modo specifico, sul lavoro. Io ho anche una mia idea. L'Italia non ha miniere nel sottosuolo, non abbiamo particolari materie prime a differenza di altri paesi, ma noi abbiamo miniere a cielo aperto.
sono i nostri giacimenti culturali, sono le nostre città d'arte, è il nostro paesaggio, è la propria caratteristica del nostro paese, sono le nostre produzioni legate al territorio. Credo che su questo bisogna avere il coraggio di fare un grande investimento come paese e credo che da questo potrebbe innescarsi anche un circolo virtuoso per incrementare in modo significativo gli occupati. Andiamo in pubblicità, Nicole, però prima ricordiamo il sondaggio di questa sera, ricordiamo il sondaggio che è già sul nostro sito da ieri, quindi se vuoi leggerlo. Sì, 3 sondaggi per questa sera, andiamo subito a vederli. Vediamo il primo: se fossi al governo cosa faresti per ridurre la disoccupazione giovanile? Vediamo che già qualcuno ha iniziato a votare. Allora, la riforma dello Statuto dei lavoratori, puntare sull'istruzione e incentivare la ricerca, incentivi alle aziende per i contratti a tempo indeterminato che assumono disoccupati, tagli alla spesa statale e agli sprechi, riduzione dell'IVA per far ripartire i consumi, semplificare i permessi e le licenze necessarie alle nuove attività, accesso al credito bancario e abbassamento dell'età pensionistica per lasciare posto ai giovani. Infine, stage, apprendistati retribuiti e certificati, ridurre il malaffare e il nepotismo in favore del merito. Secondo sondaggio, disoccupazione, 1 giovane su 3 senza lavoro, di chi è la colpa? Dello Stato che è insolvente verso le aziende o degli industriali che vanno all'estero, dell'aumento del costo della vita che blocca i consumi, della poca flessibilità e adattamento dei giovani nella ricerca del lavoro, degli interessi delle banche che non fanno credito alle aziende. Infine l'ultimo sondaggio, cosa consiglia a un giovane senza lavoro? Darsi da fare e accettare qualsiasi opportunità, studiare di più e specializzarsi, andare all'estero, chiedere una nuova riforma del lavoro, manifestare contro l'inerzia della politica. Bene, ricordiamo come devono fare per votare questo sondaggio tutta la settimana, Nicole? Per votare a questo sondaggio basta connettersi al sito www.gruppotv7.com, accedere alla parte dedicata a TV7 Match, che potete anche vedere in sovraimpressione. Eccolo qua, e troverete i 3 sondaggi. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, continuate a votare e a commentare anche stasera. Bene, andiamo in pubblicità. Vi ricordo lunedì non perdete l'occasione di seguire tutti i vostri comuni e chi vincerà il candidato sindaco sul canale 88 TV7 Azzurra. 88 lunedì dalle 15 fatte 88 e saprete in maniera live rapidamente chi è il sindaco del vostro comune. A tra poco, rimanete con noi. Guarda, anche... Rieccoci, allora siamo in diretta. Dovremmo avere già, credo, prima di continuare il ragionamento, molte telefonate. Ovviamente ringraziamo tutti i nostri telespettatori che tutti i venerdì sera ci seguono, sono sempre di più, questo ci fa enormemente piacere, sia la trasmissione sia il nostro editore, la nostra televisione. Allora sentiamo chi abbiamo collegato per primo. Pronto? 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 Sì, pronto. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Flavio Fornasiero e abito a Monselice nella frazione di San Cosma. Prego. Ciao Santino. Ciao. Fratello Santino. Allora, io volevo dire una cosa. Dato che siamo amministrati da grandi professori, io farei una proposta. Diamo un mese, solo un mese, a tutti i politici, sia quelli in Parlamento, regionali e comunali, 1.300 euro per un mese a tutti. Si risolvono i problemi dei soldi che mancano. Bene. Questa è la mia proposta. La sua proposta è stata sentita da tutti i nostri ospiti, ovviamente, poi la commenteremo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? La ringrazio. Grazie a lei, continui a seguirci. Grazie. Sentiamo un'altra telefonata, vi riduciamo lo stipendio, Santino. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, con Antonio Treviso. Treviso, prego. Buonasera direttore e tutti i suoi ospiti. Prego. Buonasera. Il governo deve fare solo una legge, che oltre i 70 anni devono andare a casa tutti, che sono pensionati e prendono anche un altro stipendio.
Prego, adesso c'è il senatore Rappone che vuole intervenire. No, ho detto che ho superato. Comunque intervengo. Perfetto, quindi vuole mandarla a casa. Il nostro telespettatore ha detto... Dica il senatore Ramponi pure. Che vadano a casa, vuole mandarla a casa. stipendio anche la pensione. Ma scusi, ci sono giovani laureati che non hanno il posto di lavoro. E loro sono lì con 2 stipendi, stipendio e pensione. Sì, no, la pensione che vanno a lavorare senza stipendio. Perfetto, devono vergognarsi. È stato molto chiaro. Mica uno vecchio deve vergognarsi, ci mancherebbe altro. Quando divento vecchio. Certamente. Mi scusi la domanda. Io scusi un attimo, non mi ricordo il suo nome, mi può dire il suo nome? Antonio. Antonio, io un po' anche mi risento. Ho capito che bisogna dare lavoro ai giovani, bisogna far lavorare i giovani e sta tutto bene. Ma se io non sono giovane, sono bravo, intelligente e sveglio, mi butta dentro la fossa? No, guardi. No, mi spiego perché un giorno arriverà anche lei, arriveranno anche i giovani a 70 anni. Guardi, e se uno ci sono tanti laureati giovani. Ma ci sono anche meno giovani che sono bravi, quindi ci vuole un mix giusto tutti e due, insomma. Ma io, guardi, uno che ha 70 anni lo prendono a lavorare. Anche se è bravo, lo prendono a lavorare. No, non lo prendono, ma non è detto che sono avvocati che a 80 anni lavorano ancora. La stessa cosa deve essere avvocati, medici, professori, faremo una puntata, guardi, è stato molto chiaro. Faremo una puntata. Se uno lavora in proprio può lavorare fino a 100 anni. Va bene. Se uno lavora in proprio, ma uno che lavora per il pubblico deve andare a casa come tutti. A 70 anni, questa è la sua idea, noi la rispettiamo, ci mancherebbe. Grazie della telefonata. Io però delle volte, senatore Samuele Pereira, un po' mi risento perché dico, ho capito giovani, è giusto dar lavoro ai giovani. Boccia, se non parliamo sopra ci disturbiamo a vicenda. Se diamo spazio a tutti i giovani, io dico è giusto dare, però se c'è il meno giovane bravo è giusto tenerlo, insomma. Sentiamo un altro paio di telefonate, pronto? Sì, salve, buonasera, vado dalla provincia di Venezia. Prego, Venezia. Sì, bene, volevo dire una cosa, senatori e deputati possono stare lì fino a 70 anni, tanto per quello che fanno, non fanno un cazzo, meno di niente, anche perché fanno cazzate. Vorrei vedere se devono andare a battere il motopico o andare per i campi a 70 anni, cosa che fanno. Guarda che siete solo boccaioli e pagliacci. Abbassiamo pure l'audio. Chiedo gentilmente a tutti i telespettatori, ovviamente ognuno si prende la responsabilità perché abbiamo i numeri di telefono e quindi possiamo richiamarli. Chiedo a tutti gentilmente, finisco onorevole, chiedo gentilmente da parte dei nostri telespettatori un comportamento corretto con i nostri ospiti. Potete fare tutte le domande, potete dire tutto quello che volete entro i termini corretti e nei principi anche dell'educazione che non guasterebbe mai. Poi la faccio parlare, passo un po' di telefonate. Non la prendo in considerazione questa telefonata perché era molto arrabbiato e dunque intuisco il suo stato d'animo. C'è la telefonata, la sentiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Stefano da Teolo. Prego, signor Stefano. Vorrei porre l'attenzione sulla impossibilità oggettiva di rilanciare l'economia applicando il modello keynesiano, come fece il presidente Roosevelt negli Stati Uniti in seguito alla crisi del 1929, nel senso che la BCE ha dato sostanzialmente 130 miliardi di euro alle banche italiane al tasso dell'1%. Le banche italiane, a causa della globalizzazione, non investono più nel locale, ma utilizzano questo denaro per porre in essere le loro speculazioni. No, per pagarsi dalle obbligazioni che avevano fatto. Sì, anche quello, ma di fatto hanno praticamente carta bianca su questo, cioè l'impossibilità che le banche utilizzino i soldi, utilizzino il denaro nell'economia locale, di fatto impedisce un rilancio dell'economia. Sarebbe stato più sensato, anche a costo di andare contro gli accordi economici internazionali,
dare questi soldi alle imprese e alle famiglie in difficoltà, cioè mettendo concretamente liquidità nel circuito economico reale, nel mondo dell'impresa, nelle famiglie e quant'altro, anziché nel circuito finanziario, automaticamente si avrebbe una ripresa dei consumi e quindi questo, poco o tanto, potrebbe ridare energia al volano economico. Quindi secondo me sarebbe necessario rivedere gli accordi economici internazionali che di fatto vietano agli Stati l'intervento diretto nell'economia e ritornare ad una politica sociale. Grazie a te Frata. Grazie a te Frata, ne abbiamo ancora un'altra, Elisabetta telefonata. Sentiamo l'ultima per questo frangente, ce ne sono moltissime davvero. Sentiamo l'ultima, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Antonio da Padova. Antonio, le chiedo rapidità gentilmente. Ecco, ascolti una cosa. Pronto? Sì, le sentiamo bene, prego. Ecco, io volevo dire una cosa ai vostri ospiti. La vita, il tenore di vita si è molto spassato negli ultimi anni. Per quale motivo? Perché le tasse sono aumentate. Perché le tasse sono aumentate? Perché chiaramente la spesa pubblica è aumentata. E allora cosa succede? Succede che il reddito cala, diciamo, la qualità della vita è diminuita, la gente è costretta a comprare roba di poco valore, le aziende o chiudono o vanno all'estero per costruire e per fare queste opere, questi diciamo oggetti di poco valore. Per quale motivo? Tutto perché bisogna mantenere una certa classe politica. Perché se voi notate bene, io quando facevamo scioperi per avere gli aumenti, automaticamente aumentavano anche gli aumenti dei parlamentari. Io mi ricordo bene che io facevo sciopero per avere 200.000 lire di stipendio e i parlamentari automaticamente si aumentavano gli stipendi di 300, 400, 500.000 euro al mese. E questa qua è una catena che ancora oggi noi diciamo capito? Certo, è stato chiaro, grazie della telefonata. Siamo usciti un po' dal tema, però chiaramente la politica, ne abbiamo già parlato che nelle altre puntate, dovrebbe il Premier Monti dire vabbè, tassiamo tutti quanti, però facciamo vedere anche noi che ci diminuiamo un po' di sperma. Abbiamo già detto, è inutile parlare. Allora, deve parlare Claudio Piron, poi Boccia, vengo da Boccia. Il tema è lavoro e disoccupazione. Voi andate nel governo, però io vorrei dare delle risposte ai nostri telespettatori in merito a questo argomento di questa puntata, non ad altri, perché abbiamo poi dei servizi, la gente che siamo andati a intervistare, sentire il parere e sentire soprattutto delle proposte, delle idee, di poter rassicurare quel poco che riusciamo a fare in questa televisione i telespettatori che hanno necessità di lavoro, che hanno necessità di aver fiducia da parte dei politici. Prego Claudio Piron. Allora, stando a quello che leggiamo dalle indagini che fa Fondazione Nord-Est, che da decenni sta studiando il Veneto e non solo il nostro paese, ma anche guardando l'Istat eccetera, ci sono delle questioni fondamentali. Primo, non possiamo pensare di parlare di lavoro in Italia senza pensare che siamo in Europa e dobbiamo stare con l'Europa. Ora, l'euro è stato uno strumento che doveva aiutarci a competere con l'Asia, con la Cina, eccetera, eccetera. Però l'euro presuppone che noi siamo virtuosi, allora noi abbiamo delle tare su cui dobbiamo decidere una volta per tutte che le eliminiamo. Il fattore 6, 12, 18, noi abbiamo 60 miliardi di corruzione bruciati ogni anno. Chi lo dice? La Corte dei Conti. Ma si metta ad andare a trovare questa corruzione. Allora, possiamo parlare. No, d'accordo. Posso accompagnarla io a Roma la prossima settimana. 120 miliardi, diceva il senatore, ha ragione, di evasione, come minimo, sempre i dati dello Stato, dei ministeri, eccetera. 180 miliardi ogni anno sono i budget delle mafie, come minimo. Allora, queste sono delle tare che io credo dovremmo trovarci tutti d'accordo, poi in un anno, in 5 anni non ce la facciamo a eliminarli tutti, però cominciamo a darci degli strumenti per far sì che recuperiamo il più possibile intanto su questo versante. Prima questione. No, però se noi non facciamo questo, facciamo fatica ad essere credibili e a competere. È vero, però se la magistratura rincorre le telefonate di Berlusconi, è evidente. Ma io adesso su questo non mi interessa la cosa. Però andiamo fuori dal tema. Non siamo fuori del tema. Perché il tema è il lavoro, la disoccupazione. Allora,
No, perché volevo dire, di queste cose abbiamo già parlato. Per il lavoro. Ma lui è in tema, perché soltanto in questo modo tu hai le risorse per fare quella politica keynesiana di cui parla quello, questo è un tassello, degli ascoltatori. Non è da solo sufficiente, ma è uno dei passaggi su cui dobbiamo lavorare. 2. C'è un piano industriale, non so chi lo diceva prima, io sono dell'idea che un piano industriale questo Paese se lo deve dare, che è sulle tecnologie avanzate, ma che è anche sui lavori tradizionali, sulle imprese che abbiamo consolidato nei decenni, perché qui dobbiamo fare una cosa, ancora una volta gli analisti, chi studia l'economia, ci dice che le nostre aziende sono più deboli di altre su alcuni versanti, sull'internazionalizzazione, cioè reggono meno di altri con i mercati in giro per il mondo. 2, se noi guardiamo il rapporto Italia e Germania sull'innovazione e lo sviluppo e la ricerca, sia del livello pubblico che del livello privato, siamo ad un rapporto di 1 a 6, 1 a 12. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire capacità competitiva, vuol dire capacità di avere nuovi brevetti, vuol dire capacità di piazzare nuovi prodotti sui mercati italiani ed esteri. Terzo elemento, lo diceva credo il dottor il rappresentante delle associazioni consulenti del lavoro, noi abbiamo dei grandi asset, abbiamo un patrimonio inestimabile, abbiamo l'agricoltura che è unica per tante produzioni e su cui dobbiamo reinvestire. Non sarà un caso se molti giovani a centinaia sono ritornati a lavorare in agricoltura. Per disperazione. Sicuramente può essere anche per questo, ma c'è anche una rivalutazione di questo tipo di lavoro. Ci sono anche culture di qualità, ci sono nicchie. Insomma, per tutti no, però dobbiamo un pezzo alla volta prenderli in mano e seguirli tutti. Sa bene quanto costa un ettaro di terra, quindi non è così, non è proprio così. Per l'amor di Dio, non voglio interrompere. Ci sono 12.000 giovani sotto i 35 anni, tesi online, in questi giorni gli hanno chiesto come avresti usato i 2.300 milioni dei partiti sui finanziamenti. Allora, primo, sostenere lo start-up, cioè le nuove imprese giovanili, con 7.800 nuove imprese, 46.000 posti di lavoro in 18 anni, utilizzando solo quei 2 miliardi e 3 dei 18 anni. Secondo elemento, la ricerca e l'innovazione. Il 42% ha detto sulla ricerca e danno anche dei numeri con 2,3 miliardi, 4.600 progetti di ricerca da 500.000 euro ognuno, che avrebbero reso 18 miliardi allo Stato italiano. Perché i nostri ricercatori vanno all'estero, producono i brevetti della loro ricerca all'estero, chi li vende e chi guadagna, o le università o le imprese straniere dove vanno a lavorare i nostri ricercatori. Allora, questi sono giovani laureati che stanno alcuni lavorando e alcuni cercando lavoro, mi sembra abbiano delle idee molto precise. Terzo elemento, e poi chiudo, la green economy, cioè tutto ciò che sta nelle nuove tecnologie, le nuove energie, eccetera. Ecologia, sostenibilità, risparmio energetico. Se noi avessimo avviato 18 anni fa questo tipo di progetto, oggi tutte le grandi città italiane sarebbero città smart, città intelligenti, e risparmieremo il 20% di energia. Questo lo dico perché però in 2 giorni non risolviamo tutto, però dobbiamo È giustissimo cominciare. Quello che lei dice e quello che dicono i giovani, però vorrei anche dire che i governi, sia di destra che di sinistra, queste cose le hanno anche fatte. Non esageriamo adesso, perché sia il vostro governo che il nostro, per l'impresa dei giovani, ha fatto tutta una serie di provvedimenti, sia in termini di risorse, sia in termini di facilitazione per i prestiti, sia in termini di facilitazione di apertura di aziende, in termini di ricerca, attenzione, in termini di ricerca, non so se sia i giudici da 1 a 6 o da 1 a 12, non direi che sia così, ma attenzione, noi abbiamo poca grande industria che può fare grande ricerca e molta piccola e media industria che fa la ricerca. Non è vero che non la fa, perché la nostra piccola e media industria in tanti settori, la moda, l'alimentare e comunque i prodotti agricoli, certe nicchie, l'industria spaziale, l'industria della difesa, fa ricerca e ha delle nicchie di eccellenza. E ripeto, proprio per venire incontro a chi diceva non è un paese disastrato, noi aumentiamo le esportazioni. Quindi è giusto quello che dicono i giovani, ma per onestà devo dire che
per avervi partecipato, i governi di destra e di sinistra hanno sempre considerato queste cose e nei limiti delle risorse finanziarie le hanno sostenuti. Giorgio Santarello, poi Vegna, aspetti un attimo, Vegna, Giorgio Santarello, senatore Fermo, fermi tutti. Scusa, posso dare un dato dell'Eurostat, altrimenti... Vi posso spiegare una cosa, siete bravi, però se siete, chiedo gentilmente più brevi, allora interveniamo un po' tutti e cerchiamo di completare, perché sono tutte persone qualificate. Rapido, perché poi deve dire Vegna i dati Eurostat dicono che sviluppo e ricerca nelle imprese in Germania, nel Baden-Württemberg, rispetto al nord-est, 12 miliardi contro 1 miliardo. Questo è un dato, punto. Giorgio Santarello, che è dirigente del settore lavoro, senatore per favore, che è dirigente del settore lavoro della formazione di Padova, siamo andati a intervistarlo oggi e non la pensa proprio, lui dice che insomma c'è qualche segnale. Ascoltiamo cosa dice. Ci mancherebbe. Tu mi hai chiesto che cosa fa il Centro per l'Impiego di Padova per questi giovani? Beh, noi come politiche più generali della provincia di Padova, che poi sono calate sui centri per l'impiego, e questo anche di concerto con le parti sociali, abbiamo per esempio posto in essere il cosiddetto tirocinio di qualità, cioè un tirocinio che attraverso delle linee guida fa in modo che effettivamente il tirocinio serva alla persona che entra, alla persona che è presso l'azienda, per effettivamente avere un bagaglio di esperienza, di conoscenza che poi possa o trasformare lo stage in rapporto di lavoro o avere comunque delle referenze per trovare un altro posto di lavoro qualora l'azienda poi al termine dello stage concluda il rapporto con lo stagista. Come è cambiata, se è cambiata la situazione in questi primi mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso? Beh, la situazione, se noi andiamo a vedere i tassi di disoccupazione, vediamo che dal 5,8% nel 2010, nel 2011 il tasso di disoccupazione è il 5,3%, quindi ci potrebbe indurre a pensare che la disoccupazione è diminuita. In realtà almeno un 10-15% delle persone non cercano più lavoro e quindi per questo il tasso di disoccupazione è diminuito, in particolare le donne che passano dall'8,5% di disoccupazione al 7,4%. E gli uomini invece restano stabili al 3,8%, questo perché le donne non trovano più questi sbocchi occupazionali nei servizi e quindi si disaffezionano nella ricerca di lavoro. Difatti il tasso di disoccupazione misura coloro che sono in attiva ricerca di lavoro. Ma secondo lei è vero che manca lavoro o sono i giovani che non vogliono adattarsi a certi tipi di lavoro? Qual è la verità? Ma i giovani secondo me si adattano a tutto, molto più di noi vecchi e anziani che non ci adattavamo a determinate condizioni di lavoro. Il problema è che il giovane vuole anche, secondo me, svolgere un'attività per cui ha studiato, per cui ha avuto le conoscenze date o dalla scuola superiore o dall'università. E spesso, forse per mancanza di un orientamento iniziale su cui noi dovremo lavorare molto anche con le famiglie, sono stati distolti da quelli che sono conoscenze e competenze che sono utili ai nostri settori produttivi o ai nostri settori di servizi. La cosa più drammatica che faccio vedere su quello che dicevo sull'occupazione, che parlava della scuola, dell'università e dei laureati. Io faccio una tabella e vi faccio vedere quanti laureati ci sono in Italia rispetto al resto dell'Europa, perlomeno ai paesi più importanti, li abbiamo presi come più importanti. Guardate, in Gran Bretagna gli uomini laureati sono il 29,9%, le donne uguale più o meno, in Spagna il 28% e anche per le donne uguale, vedete poi il totale 56 la Gran Bretagna, 56 la Spagna, la Francia il 49%, più o meno le donne un po' più degli uomini, la Germania anche lì siamo su un buon livello, 47, guardate l'Italia. Io mi chiedo, con tante belle università che abbiamo, ecco perché naturalmente, professore, le università qui in Italia non sono granché riconosciute nel mondo, perché questo è anche un risultato
che va ragionato, professor Manocase. L'Italia è quella che ha meno laureati di tutto il resto d'Europa. Potrebbe essere anche più seria l'università. Potrebbe anche essere che i corsi sono molto più... Può essere piuttosto in Italia. Bellotti, può essere tutto il contrario di tutto. Io leggo i numeri, I numeri sono quelli. questi. Dopodiché può essere l'università, può essere il professore incapace, può essere tutto quello che vuole, però i numeri dicono che non saremo mica proprio gli ultimi. No? Una cosa che possiamo dire è che le università italiane sono buone. Alcune sono ottime a livello internazionale, non abbiamo niente da nascondere, non abbiamo niente da vergognarci. Ci sono degli allievi buoni come sempre, ce ne sono degli allievi invece meno buoni e ognuno esce con una sua gradazione, con una sua gradualità, con una sua premiazione alla fine del corso di laurea. Il problema che io vedo che noi abbiamo fatto una riforma Gelmini per colpire l'iscrizione all'università, quando l'iscrizione all'università in Italia è negativa rispetto agli altri paesi europei. Colpa della Gelmini? No, il risultato della Gelmini è negativo perché non incrementerà quei numeri. Allora, nell'immaginario della gente esiste l'idea che andare all'università è un lusso, o quantomeno è un qualcosa in più. Invece nell'uso europeo, l'abbiamo visto dalle percentuali, l'università è come dire... Un investimento. È un investimento, ma è un investimento necessario. Cioè non è più la mezza scuola e come una volta si diceva vado alla terza media poi mi fermo perché vado tanto a lavorare. Oggi per andare a lavorare bisogna arrivare all'università per l'Europa. Poi se invece andiamo in India o andiamo da qualche altra parte la cosa è diversa, anche se però gli investimenti dei cinesi in questo momento è su 70 università, va bene che solo loro sono tanti. In India c'è un investimento che è mostruoso perché sanno e hanno capito che la tecnologia viene fuori dalle teste, non viene fuori dalle mani. Ma dov'è che ha sbagliato la Gelmini? Perché mi piacerebbe saperlo. Se noi abbiamo cercato di ridurre il numero dei docenti rispetto agli studenti. Allora, le sto dicendo che ci sono dei corsi di laurea che non sanno. Allora, i docenti sono stati cacciati dall'università e ne ho conto io. Sono stati cacciati all'università, gli sono stati tolte le cattedre perché sono stati messi in pensione perché sono arrivati alla pensione, ma sono usciti i docenti, ma non sono stati sostituiti. Ma vogliamo dire qual è il docenti studenti? Ma forse, posso darvi un altro dato? Quei docenti che insegnavano in certe facoltà dove c'era un frequentatore o 5 frequentatori, perché avevate allargato nell'ambito dell'università con dependance da varie parti, che era diventata una cosa mostruosa, che avevate dei corsi dove c'era uno studente e 4 professori, ma stiamo scherzando? Ma poi mi deve dire perché, scusi, lei ha detto apprezzate internazionalmente, ma ho detto l'altra volta, non c'è un'università italiana nelle prime 150, dai giudizi delle Nazioni Unite, dai giudizi internazionali, ma diciamo, mi faccia vedere una classifica delle università italiane fatte dalle Nazioni Unite. Non l'ho preparata per questa sera, la preparerò, il senatore mi chiede sempre delle cose che non ho preparato lei. No, vabbè, adesso per avere l'avallo dei numeri, credo, senatore, che lei viene da noi spesso e diamo dei numeri questi approvo, che si può ragionare e discutere, non veniamo qui a parlare come fanno tanti anni per parlare, vediamo dei numeri. Allora, vi faccio vedere un'altra tabella, poi do la parola a lei, perché merita, la completo, non è questa, è quella dei 60.000 giovani under 40 che lasciano l'Italia ogni anno, se la regia mi è di supporto. Eccolo, guardate, 60.000 giovani under 40 lasciano l'Italia ogni anno. Se andiamo nella pagina decisiva, pochi di loro fanno ritorno, andiamo nella pagina, per Confimprese Italia il 70% di loro sono laureati. Si tratta di capitale umano che sta lasciando il nostro paese. Andiamo avanti. Confimprese Italia stima una quota annua di 45.000 laureati che emigrano, con un costo di circa 5 miliardi di euro. Di 45.000. Andiamo pure avanti. Pochi di loro fanno ritorno, lasci finire, poi la contesto, la apprezza. Pochi di loro fanno ritorno producendo ulteriore ricchezza all'estero. Non so se l'ultima tabella è questa qui. Questi sono i dati
che noi abbiamo, che se lei li certifica e non sono sbagliati. No, ma non ho capito, ha detto, ci sono le due tabelle, se le fa rivedere. Sì. 60.000 giovani under non laureati. All'anno. All'anno, di cui 45.000 laureati. Quindi non c'è scritto laureati. Ci sono 60.000 giovani, andiamo avanti, di cui li devo far vedere. L'altra. Allora, giriamo un'altra ancora, facciamo 45.000 i laureati che migrano ogni anno. Contano di 45.000 laureati immigrano. A me sembra una cifra che non sta né in cielo né in terra, francamente. Eppure così. Guardi, viene io non conosco il numero dei laureati. Quanti è che si laureano ogni anno nel nostro paese? Guardi, Confimprese, onorevole, mi stupisco che un onorevole non sappia queste cose sul lavoro. Ma sa quante altre cose non sappiamo? Posso dirle, nel senso che io non mi preoccupo. l'ha fatta Confimprese, voglio dirle. Allora, 45.000 laureati, lo confronti col numero dei laureati in Italia e vedrà che questo è un dato che non sta né in cielo né in terra. Benissimo, se poi dopo considerano l'Erasmus, considerano le esperienze all'estero, le vacanze studio, eccetera, possiamo arrivare a quel numero lì. Questo è un dato che abbiamo preso, onorevole, da studenti che ma non sono laureati di un anno, sono persone laureate nell'arco. Io leggo, stima una quota annua. Non sta onorevole, ma sono under 40, vuol dire che sono laureati anche da tempo. Anche da tempo. Solo per 45.000 persone, di cosa stiamo parlando? In questo momento, prima questione, guardi, poi si faccia un altro confronto, visto che noi siamo così indietro rispetto agli altri. Ma mi spieghi perché la Spagna ha il doppio dei laureati e ha il triplo della disoccupazione nostra? Guarda che c'è stata la liberalizzazione. È il triplo della disoccupazione. È cambiato qualcosa. Come me lo spiega? Faccio io la domanda a lei. La Spagna non è proprio messa male come pensate. Come mi spiega? No, la Spagna è messa molto peggio di quello che pensiamo, di quello che fanno transitando attraverso i mass media. A livello di impiego, con la liberalizzazione, il dato va ragionato, va spiegato in maniera diversa. Ma se lei presenta delle tabelle, poi deve essere coerente con le tabelle. Allora le tabelle hanno detto che la disoccupazione in Italia è nella media, è inferiore a quella della Francia, è inferiore a quella della Spagna. Allora, giustamente lui dice il rapporto laureati non è da paragonare con il rapporto occupati, perché se noi avessimo più laureati, ci sono paesi, sono stime di Confimprese, non da ma d'accordo, ma lei dice ci sono paesi che hanno più laureati e che hanno più disoccupati. Allora non si può dire che la ragione della disoccupazione sia la mancanza di laurea. Perché? Allora, guardi, Antonio Vegna, poi Valdegamberi. Antonio Vegna, la blocco. Sulla stima di Confimprese, guardi, oggi che dai numeri nel nostro Veneto c'è Bertolissi, Bortolussi, ok, citano sempre la Conf di Mestre come fosse la più grande azienda internazionale di informazione eccetera maggiore dell'Istat. Andiamo a vedere in che modo fanno i conti, andiamo a vedere quante persone lavorano, andiamo a vedere se in molti casi vi è un sondaggio molto sommario rispetto ai dati precisi. Spesso il nostro ospite Bortolussi, sì, ma sono d'accordo, sarebbe molto interessante vedere, perché siccome addirittura Rai 1 la CGA di Mestre edifica e pontifica, sembra Vangelo rispetto all'Istat. Andiamo a vedere come fanno i dati. Non ci sono la controparte da poter andiamo a vedere come fanno i dati. Però vorrei vedere se voi avete sono le stesse agenzie di rating internazionale che danno i voti ai paesi che sono fatti gli studi da qualche ragazzo universitario. Io non so se ha ragione la CGA o se ha ragione lei, però la CGA ha dei numeri, se lei dice che non sono veri deve dimostrarlo. No, io mi baso sull'Istat, almeno credo che sia un po' più serio, un po' più comunque distante da quelle che possono essere delle... Al di là dei numeri, io credo... Sentiamo... mi permettevo di dire che al di là della guerra sulle statistiche e sui numeri, sarebbe interessante sentire qualche proposta concreta su come risolvere un problema della disoccupazione. La dica lei, perché siccome voi pensate... Noi abbiamo una nostra idea. No, sai perché? Perché voi pensate, l'opinione pubblica generale, che tutti quelli che siedono nel Parlamento siano delle persone che non hanno esperienza, siano delle persone che sono arrivate lì per estrazione, eccetera, eccetera. Allora mi lasci dire una proposta nostra. Noi riteniamo semplicemente... No, perché poi dopo, mi lasci dire, sono in collegamento, ho difficoltà di audio. Prego, dopo replico però. Sì, prego. Rapidissimamente.
Avete parlato di tantissime cose, di università, di spread, di scuola, eccetera, eccetera. Noi riteniamo che per risolvere i problemi della disoccupazione, e non solo in Italia, è un problema che riguarda tutta l'Europa e parecchi paesi del mondo occidentale, si debba trovare il modo, e noi sappiamo come proporlo e ve lo diremo tra poco, di lasciare maggiori risorse a disposizione delle famiglie in modo che possano aumentare i consumi interni e a favore delle imprese in modo che si possano fare degli investimenti che facciano crescere le nostre imprese, che sono bravissime, ha ragione il senatore Ramponi quando parla delle esportazioni delle nostre imprese che sono di primissimo livello e continuano a aumentare le loro esportazioni, in modo che ci siano le risorse necessarie per aumentare il numero di occupati. Ci abbiamo provato per fare e ci stiamo provando l'unica cosa che possiamo fare in un paese dove la ricchezza prodotta è assorbita per il 60% dallo Stato, dobbiamo pretendere che lo Stato faccia un passo indietro in modo che consumi meno ricchezza prodotta e ne lasci una quantità maggiore a disposizione delle famiglie e delle imprese per fare investimenti che facciano crescere il consumo interno e la produzione di posti di lavoro. Per fare questo è necessario ed è indispensabile agire su due fronti. Il numero uno è quello di diminuire il debito pubblico utilizzando il patrimonio dello Stato e quindi bisogna fare una patrimoniale, questa volta sì, ma sui beni dello Stato, non sui beni dei cittadini, in modo che si possa aggredire rapidamente il debito pubblico e quindi con la diminuzione degli interessi passivi si possono avere delle risorse per abbassare le tasse e darle alle imprese, ai cittadini che possono aumentare gli investimenti all'interno del Paese. Secondo, un taglio radicale della spesa pubblica che è esagerata e di dimensioni elefantiache ed è sotto gli occhi di tutti e chi non capisce che ci sono enormi sprechi da tagliare non è degno di amministrare questo Paese. Dovrebbero tutti quando vanno in televisione dire sì, è vero, ci sono enormi sprechi, noi sappiamo che ci sono, abbiamo difficoltà a colpirli, ad attaccarli, ma non dire che si amministrano bene il denaro pubblico, perché non è vero. Una volta liberate delle risorse, tagliando la spesa pubblica, che include anche la diminuzione di numero di dipendenti pubblici, perché sono troppi, l'economia può riprendere parte la crescita degli occupati. Nei settori che producono, non nello Stato che consuma energia. Quantomeno ha fatto una proposta. Mi scusi, non ho sentito l'intervento. No, ho detto che ha fatto una proposta, insomma, quantomeno diventa interessante, condividibile, no, discutibile, però le proposte sono importanti in questa trasmissione, piuttosto che parlare in bla bla bla, vegna. Sì, diciamo che qui abbiamo messo veramente eccessiva carne al fuoco e dal tema del lavoro stiamo parlando un po' di tutto. Siamo nel lavoro adesso però. Volevo intanto riportare la questione sulle esportazioni, no? Cioè riagganciarmi alle esportazioni. Le nostre imprese stanno esportando e devo dire che, almeno per quello che leggo sulla stampa qualificata, le relazioni internazionali con i paesi dell'area BRICS, cioè col Brasile, la Russia, l'India, la Cina e il Sudafrica, del nostro governo e anche del governo precedente, sono di ottimo livello e spessissimo le missioni imprenditoriali dal nostro paese si recano in questi paesi. Pensate che in questo momento, mentre vi parlo, il ministro degli esteri Terzi del governo Monti, dopo che c'era già stato il sottosegretario agli esteri Mantica 2 anni fa, è nel Mozambico. E pensate, sapete perché? Perché nel Mozambico l'ENI ha fatto la più grande scoperta di gas della sua storia. Pensate che il giacimento precedente di ENI era in Venezuela con 480 miliardi di gas e oggi nel Mozambico ne ha scoperti 880 miliardi. Pensate cosa significa questo per il nostro paese, quante imprese italiane stanno ovviamente seguendo ENI in questa nuova attività in quel paese, che indotto produrrà per le nostre imprese, per il nostro sistema impresa, sia qui che lì nel Mozambico in questo caso. Poi succede attenzione, che le macchine oggi... No, mi permetta, questa non è, no scusi, che concludo, questa non è delocalizzazione. Questo vuol dire uno Stato che capisce che deve accompagnare il sistema dell'impresa italiana all'estero, come fanno gli altri Stati.
Come? Non deve lasciare l'imprenditore, non deve lasciare l'imprenditore, lo facciamo, Urso avrà fatto mi permettimi, lo so, non deve lasciare l'imprenditore, lo deve accompagnare. Allora, per quanto riguarda... poi succede che abbiamo col gas, che ne abbiamo tanto, che il Mozambico che ha trovato tanto gas. Hanno appena detto che c'è Terzi adesso, che giusto guidando una missione territoriale. L'abbiamo fatto anche noi, l'hanno fatto anche il PD quando era al governo. Ho detto Mantica, il sottosegretario governo Berlusconi agli esteri, quindi l'ho anche incontrato. Non è che ci svegliamo domani, che tutti hanno la ricetta magica per salvare sto paese. Gli imprenditori lo facciamo anche noi che siamo parlamentari. Scusami, nel paese circolano poco le informazioni, perché sono d'accordo che tante cose ci sono ancora oggi poco conosciute dagli imprenditori, sono ancora oggi poco conosciute dai giovani, dalle persone in cerca di occupazione. Strumenti ce ne sono talvolta anche fin troppi. Uno degli ultimi strumenti, ad esempio, importante per le imprese è il contratto di rete d'impresa. La riforma sia per quanto riguarda la produzione all'interno del nostro paese del Veneto, fatta noi, la riforma dell'apprendistato l'ha fatta Sacconi, sia per quanto riguarda contratti di rete d'impresa che invece sono ancora poco utilizzati per l'export e per le nostre imprese che sono in piccole e medie dimensioni sono importanti. Poi succede una cosa che non riesco a capire, c'è Bozza, c'è una cosa che posso capirlo, che abbiamo trovato in Mozambico un grande giacimento di gas, dovrebbe diminuire il costo del gas, va a finire che arriva e aumenta il costo del gas. Questo non riesco mai a capire il perché. Ride il senatore, è così poi è. Abbiamo trovato, vedrà che è così, vedrà che sarà così. Ma scusi, Bozza. Mi chiedi o no? No, ha fatto un sorriso sulla buona. Anche lui che mi ha detto, senatore. Parliamo di giovani, può parlare sempre lei, parliamo anche di giovani. No. La parola alla Lega. Io volevo tornare, perché si parla di tante belle cose qua, e i 3 esempi che ha fatto prima, che sono importanti, che se non abbiamo denaro da investire per la ricerca, per il lavoro, per i giovani, se andiamo avanti come prima ha fatto 3 esempi su quello che è la spesa pubblica, 3 esempi che risalgono dai tempi di Cristo avanti fino adesso. Il nord, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte producono l'80% del PIL nazionale e la spesa pubblica del 35% rispetto al 65% del sud che produce il 20% del PIL nazionale. Quindi si fottono 3 volte tanto quello che prendono. Ai giovani dico, se non facciamo orientare le imprese, il costo di impresa del lavoro in Italia è dovuto anche a questo fattore. Se ne sono andate via le imprese, perché non è possibile che un dipendente costi 40-50 mila euro all'anno e in busta pane mettiamo 12-13 mila. Gli altri 35 devono finire a coprire un attimo quello che è la spesa pubblica. E questo Stato qua sta facendo cassa, perché a fine mese non serve mai. Quando eravate in Parlamento gliel'avete detto che le comandano? Il federalismo solo riusciva a fare tutta questa roba qua, perché era responsabilizzata ogni regione. Guardi, ognuno faceva i suoi conti. Finisco un attimo. Vorrei sapere, la Lega da quanti anni è all'opposizione? La Lega? Allora, ho detto prima. Non ho capito. No, dottore, sembra che sia sempre all'opposizione. Ho detto prima che la Lega in questa ultima... Te che hai avuto 10 anni per farlo, fallo o no? Abbiamo provato con la sinistra. Perché sennò ci troviamo sempre a parlarci addosso. Abbiamo provato con la sinistra. Basta, ma no, che sinistra, quando adesso usciranno con le mazze da baseball e vi diranno in testa, non lagnatevi. Dai, dobbiamo lagnarci. Ma siete al governo, avete fatto quello che avete voluto. Il problema che non lo vuole nessuno. Ma, scusate, ma il federalismo non lo vuole nessuno. I finanziamenti della regione Sicilia l'avete fatti voi. È inutile che mi viene a dire i finanziamenti della regione Sicilia sono con l'approvazione della Lega. Non stati lagnare adesso, dai. Dottore, non c'era ancora il caso Fini e compagni. Si dava il contentino per avere in cambio il federalismo. E invece in cambio i voti con la solita ma perché non l'ha voluto nessuno il federalismo? Con la solita canzone del federalismo. Berlusconi grazie a Fini per Fini interessi però non è bello sentire Santino si dava il contentino difendendo Fini, uno che ha tradito il suo partito. Ma noi l'abbiamo approvato. Allora non si può Santino Bozzo non si può dire, è brutto sentire dire si dà il contentino, non l'ha fatto passare nessun federalismo. È brutto per tutti. E quando si parla
anche nelle È brutto per la politica, è brutto per quando si parla. Nessuno dice do il contentino anche se è così, perché per prendere in cambio il federalismo qualsiasi elettore italiano domani dice sicuramente ha ragione. Sono affezionati ai calabresi. Fa meno ma quando hanno mai lavorato i calabresi? È inutile che facciamo le distinzioni nord, sud, est, ovest. Abbiamo l'unità d'Italia e ringraziate invece che c'è la Sicilia, che c'è Napoli, che ha messo in piedi l'Italia dopo l'unità. E non tira tutto il resto perché se no... Volevo tornare al lavoro. Se non riusciamo a far rientrare le nostre imprese, però ha sbagliato dire sono uscite dall'Italia perché il costo ora è enorme. Perché in Cina non c'è mica la CGL, il CISL, sono tutti, noi che possiamo sognare la Cina adesso. Non va bene, però lì si lavora, milioni di persone, miliardi, e i nostri imprenditori sono andati a sfruttare quei signori e a sfruttare anche i giovani. No, sono andati a sfruttare i cinesi. C'è un problema di diritti umani in Cina comunque. Esatto, però lavorano con la frustrazione e i nostri imprenditori ne approfittano anche loro. Volete sapere cosa sta succedendo in questo momento? Che degli schiavi in Cina producono per i disoccupati in Italia. Questo è il quadro. Ma quelli sono schiavi del lavoro, che producono a un prezzo talmente basso che anche il disoccupato in Italia può permettersi di comprare un anche non molto distante da qui, che peraltro è già rotto quando lo compri. Il lavoro non c'è più. Due ditte che erano della mia città. Che in giro per il mondo hanno una 10.000 dipendenti le do il tempo, e una 7.000. C'è e qui alle fabbriche vuote. Signora Bellardita, che ti posso correggere, non sono dipendenti, sono schiavi. Sì, è vero. 10.000 schiavi in Cina, 10.000 schiavi in Afghanistan, 10.000 schiavi in India. Questi sono, e c'è da vergognarsi che continuano a produrre in quella maniera e poi portano il prodotto in Italia e creano disoccupazione qua. Quando 20 anni fa il mio segretario federale Umberto Bossi, 20 anni fa, diceva questi signori che se ne vanno e poi rientrano, li facciamo pagare il dazio, ma è matto questo. Bravo, siamo d'accordo. E mettiamo in concorrenza con i nostri imprenditori. Il dazio su tutte le importazioni fuori dall'Europa e vanno difese le produzioni europee. Benissimo, quando rientrate li mettiamo. Ma se la cosa va ambivalente poi lo mettono gli altri su di noi, forse ci rimettiamo. Valde Gamberi. No, volevo sul tema del lavoro, perché qua non so, il tema stiamo un po' debordando. Stiamo un po' debordando un po' dagli argomenti, mi pare che il tema sia quello del lavoro giovanile, della disoccupazione giovanile. Convegna, ma ha detto a un certo punto, siamo andati fuori tema, e lui ha fatto un discorso un po' fuori anche lui del ragionamento. Disoccupazione giovanile e migrazione all'estero dei giovani. Il tema noi cerchiamo di costruirlo con delle grafiche, con dei filmati, poi inevitabilmente quando ci troviamo a parlare di politica riusciamo sempre ad andare fuori e per fortuna questa sera non abbiamo parlato di Bossi. Il tema delle esportazioni è estremamente disoccupazione giovanile e migrazione di giovani cervelli all'estero, eccetera. Io ho avuto diverse volte occasione di incontrare dei giovani e che effettivamente preparati, competenti, hanno trovato fortuna all'estero, perché con la fortuna che qui, in un paese dove è fatto di tante caste delle professioni, caste della politica, caste dell'antimeritocrazia, perché oggi per lavorare in Italia non sempre sono i meritevoli quelli che trovano spazio, soprattutto in certi settori del pubblico o parapubblico, ma sono quelli raccomandati, quelli segnalati dai politici. Questo dobbiamo dirlo a voce alta, che è un peccato che riguarda un po' tutti i partiti. Riguarda un po' tutti i partiti, purtroppo. Guardi, se io vado nelle aziende ma senza quelle che conosco pubbliche, anche amministrate dai tuoi amici del tuo partito, caro Bozza, posso dire che se non hanno la testa, se non hanno il fazzoletto verde o la testa del partito, un tempo era la DC, oggi la Lega, non entrano nel posto di lavoro. Su questo posso provarlo, riprovarlo, è una cosa ben saputa. Quindi meritevole. Un giovane professionista mi ha scritto 20 giorni fa mi ha scritto dicendo: io ho deciso ormai di andare, un professionista che non studia, ho deciso di andare. Io no, posso dirlo ad alta voce e tendo che smentite. No, lo so, perché io ho fatto trasmissioni. No, io lo dico facilmente. Io ho perso tanti amici
nel privato segnalazioni le ho fatte alle persone che meritevoli, uno mi chiedeva guarda la persona posso dirti la mia parola, è una persona per bene, però mi sono sempre rifiutato deontologicamente di fare. No. Perché ho intervistato diversi corridori ciclisti, li posso dire? Finisco, molti ciclisti di alto livello, di grosso livello. Finisco il ragionamento perché sennò stavo facendo, scusami, mi scusi Bellotti, ho fatto una domanda precisa se lui mai raccomandato nessuno a livello politico e lui giustamente io ti dico tranquillamente non per stati amici per questo per fare un ragionamento Valdegamberi che io ho intervistato moltissimi corridori ciclisti di altissimo livello e quando ho fatto delle trasmissioni sul doping e tutti smentivano ovviamente di aver mai usato doping. Poi ho fatto la prova e ne avevano. No, poi il giorno dopo hanno corso il Giro d'Italia, li hanno beccati tutti, si predica per l'altrui virtù. Ma guarda, indiscutibilmente tutti. Io parlo ad alta voce perché sono a conoscenza a posto su questo, è chiaro. Se no, il doping posso farlo all'esame quando si vuole, si può chiedere se qualcuno a Verona in qualche azienda pubblica ha avuto la mia raccomandazione, siamo in una trasmissione pubblica, chiunque può telefonare e dire Valdegamberi, no, quella volta ti ho raccomandato il tale e mi farebbe, se sono soggetto a smentite. Ecco, finisco il ragionamento. La meritocrazia è uno degli elementi che porta a emigrare con la sfiducia tanti giovani, perché vedono che altre persone che sono meno meritevoli di loro trovano spazio e questo impoverisce il paese, perché il paese deve essere trainato se ci sono i meritevoli che sono messi nei posti di governo, posti di comando, nelle aziende private, pubbliche e quant'altro. Ecco, poi c'è un altro fattore, c'è un sistema anche di formazione che è diverso da altri paesi europei. Io ho fatto una volta un convegno proprio sulla disoccupazione giovanile che tocca il 30% dei giovani oggi sono disoccupati e cercavamo di capire come mai in altri paesi dell'area germanica e questo problema, il tasso di disoccupazione era molto più basso di quello giovanile, di quello italiano e lì c'era un sistema, e proprio in quei paesi dove c'era un sistema bivalente, c'era lavoro e scuola, cioè noi dovremmo recuperare innanzitutto la cultura del lavoro non come nel senso negativo ma come valore, cioè chi lavorava e studiava e c'era questo sistema di formazione bivalente trovava poi maggiore facilità di impiego in questi paesi rispetto all'Italia, quindi secondo me io vengo, anch'io non lavoravo quello che poi studiavo, però devo dire la verità, io l'università l'ho fatta lavorando e studiando, poi ovviamente il lavoro era un lavoro diverso da quello che poi per cui studiavo, però credo che il lavoro è una forma di educazione e di formazione che dobbiamo recuperarlo. Allora andiamo a vedere i giovani, no Santino fermo lì, una provocazione, no Santino una provocazione. Vorrei parlare anch'io dopo. Poi ha ragione. Bossi ha raccomandato il Trota. No, secondo lei no? Scusami, sei andato per laurearsi. No, per diventare in politica, quello è diventato consigliere regionale in Lombardia. Ha fatto quello che ha fatto il figlio di Pietro, quello ha fatto di Pietro, l'ha fatto gli altri. No, però volevo dire consigliere regionale in Lombardia, magari l'ha votato. Gli avrà regalato insomma il diploma. Ho fatto una domanda. Fassino che sta candidato la moglie a Padova ed è deputato senatrice Fassino. Allora credo che Bossi a casa sua possa avere che ho fatto una domanda come Di Pietro ha fatto il figlio. È stato Bellotti dire che era una domanda cattiva. Ma scusate un attimo, è come vietare al figlio dell'avvocato di fare l'avvocato o al figlio del dottore di fare il dottore, non ho capito. Perché si chiama una domanda. Guarda ti imbrogli se come si parla di Boccia mi ha dato una risposta. Mi ha dato una risposta e ho fatto una domanda. Quindi la carica politica diventa ereditaria. Ha preso 14.000 preferenze. Potevano fare almeno votarlo, no? Ma forse non l'hanno visto. Scusi, Boccia, mi faccio una domanda, ma per prendere, ragioniamo seriamente Boccia, perché io ci scherzo, poi invece, ma per prendere quelle 14.000 preferenze che sono sovrane, le faccio una domanda, c'è stato qualcuno che gli ha detto votatelo, importante nel vostro partito? Il papà Bossi gli ha detto votate lui, glielo avrà detto qualcuno o no? Il meccanismo è secondo lei, dico io, il meccanismo allora crediamo nella democrazia, noi imbroliamo i telespettatori che sono molto intelligenti. Allora se io metto su un seggio dove so che vincerà la Lega
metto chi voglio io in prima riga e vince, per cui chiunque... Ma non lo fa mica solo la Lega. No, ma non lascia stare che non lo fa preso le preferenze. Io difendo Renzo Bossi su questo, perché le preferenze le ha prese. Semmai non difendo il sito che si è comperato, milantava diploma lauree che non aveva, non difendo Renzo Bossi quando ha tutte le circostanze, ma per fatto preferenze io sono per Ma guarda che siamo noi più incazzati. Siamo noi più incazzati, sai. Guarda, se uno li ha votati, si chiamava Bossi, il popolo sovrano li ha votato, non poteva fare meno votarlo, che ha votato che cittadino in Italia. Era una battuta quella di Bossi, non sono andato fuori tema, è perché Santino me le fa tirare fuori. Volevo rispondere dei figli. L'onorevole Boris Paola, una figlia laureata in biotecnologia da 2 anni, l'onorevole Paola Goicis, che non è l'ultima arrivata. È 2 anni che cerca lavoro, laureato in biotecnologia, si è fatto un mazzo così. Non trova posto, probabilmente dovrà andarsene. Senti una battuta, stava dicendo una battuta sulla Lega, poi devo far vedere un servizio. Potrei portarti tanti esempi. Valdegambari, fermo. Stava dicendo una battuta Santin sulla Lega, mi sembra di aver capito, o no? Ma sto semplicemente dicendo che ci troviamo in una situazione di gravissimo disagio per la società civile, in una trasmissione in cui si parla di lavoro e di disoccupazione, con le tragedie di cui sentiamo parlare dalla cronaca della televisione, con il fatto che tra qualche mese si pagherà l'IMU e la gente non ne ha i soldi per pagarla, sconsiglio ai politici di parlare di Renzo Bossi nelle trasmissioni televisive. Consiglio di preparare alcuni argomenti che siano rassicuranti per la società civile, che propongano delle soluzioni in una situazione veramente drammatica, in modo da evitare che la gente affili le ghigliottine per tagliare le teste dei politici come hanno fatto alla fine del Settecento. Siamo in mano l'Italia a voi, come si chiama l'altro? Mi dispiace che sia caduto Santin. Vieni tu a tagliare le teste, perché guarda che c'è gente, io stesso da parlamentare, che hanno un curriculum lavorativo che forse tu non ce l'hai. Sappi che c'è gente in Parlamento, parla di Santin, parla del sottoscritto. Ma parlo di te, perché tu sei quello che ha in qualche maniera annunciato scenari tipo taglio di teste. Qua ognuno di noi cerca di fare il meglio e cerca di dare il meglio di se stessi anche in politica. Non pensare che tutto il Parlamento sia fatto da celebrolesi, hai capito? Perché dimostratelo, criticare è facile, realizzare un po' meno. Vai tu a trovarti di fronte a dei disoccupati calabresi e non trovare le risposte. Hai capito? Perché con la demagogia fallisce l'Italia. Con la demagogia fallisce l'Itaria. Perché quando avevo 20 anni io sono andato a lavorare all'estero e adesso siedo nel Parlamento con onore e con orgoglio, cercando di portare avanti delle idee insieme agli altri. Ha perso tutte le sue radici liberali e liberiste. È diventato statalista. Uno alla volta, perché non sentiamo nulla. Volevo dire, fermo Boccia, ho promesso la parola al professor Manocase. Fermo un attimo, volevo dire a Santin che al di là del Boccia, io vorrei vedere un giorno, mi spiego, nei miei confronti però non mi seguite, vorrei vedere un giorno, quando andrete a porta, se Vespa vi dice non parlate, se voi parlate ugualmente. Con lui state zitto, con me fate quello che volete. Ed è colpa mia che non riesco a gestirli. Ovviamente. Volevo dire a Santin che c'è caduto nella trappola. Il problema di Trota era una battuta inerente al concetto delle raccomandazioni. No, non era un ragionamento della trasmissione. Santin, mi dispiace che sia caduto a proposito di raccomandazioni, no, ti dico una cosa. Allora, in provincia di Rovigo ho alcuni ragazzi handicappati che non riesco a trovare lavoro nelle aziende di secondo grado e chiamo apertamente dicendo: mi date da lavorare a quei che già sono disgraziati di per se stessi, che non riescono a trovare un'occupazione. In azienda, allora, non visto che tutto il mondo della politica è raccomandato, cioè cerchiamo di essere un po' anche sani, perché c'è del sano in giro per l'Italia. Bellotti, no, ti do nomi e cognomi, se mi risolvete il problema, ti do nomi e cognomi, oppure ti faccio vedere i messaggi di disperazione e di suicidio di ragazzi handicappati che non riesci a metterli dentro negli enti secondo grado. La raccomandazione anche quando ero sottosegretario al lavoro
non riuscivo a raccomandare nel bisogno nessuno. La raccomandazione non è Bozza, dai, la raccomandazione ci pensa Santino Grillo, che sono gli oracoli, quelli che hanno il verbo. Walter Gamberi, è impossibile. Volevo dire, Bellotti, questo non è un tipo di raccomandazione, mi scusi se mi intrometto, raccomandazione, diciamo, noi sono ben altre, e vedrà che quelle vanno a buon fine. Però quando uno è bravo supera le raccomandazioni, stai attento, quando uno è bravo però comunque prima o dopo ha fatto un esempio un po', insomma, vedrà che la raccomandazione giusta è quella giusta, quello che va primario in ospedale, quello che va presidente in autostrada. Vedrai che quel primario in ospedale che va per la raccomandazione non ci vanno poi dopo i pazienti. Se dopo mi lascio la parola al senatore. Non può far così però, perché è difficile. Passo poi la mano e poi però me lo io do la parola, però faccio vedere un filmato dopo, posso, professore? Prego. No, volevo solo dire una cosa. Lei ha fatto vedere prima un'intervista di un responsabile non so se fosse della regione, della provincia, della provincia. Della provincia, mi pare. Dirigente del settore lavoro e formazione. Allora vorrei ricordare che questo signore ha detto che la disoccupazione è pari al 5%. Ha detto che è il 3%. Padova è provincia. Vabbè, ho capito. La provincia di Padova sarà uguale alla provincia di Treviso, sarà uguale, non è che c'è tutta questa differenza. Si è ricordato che il nord ha l'80%, non è l'80%, comunque una percentuale elevata del PIL. Allora, voglio dire, qui stiamo anche drammatizzando in maniera irresponsabile. Ma se un responsabile dice che la disoccupazione è del 5%, che è il dato più brillante in ambito europeo, ma di che cosa stiamo parlando? Però senatore, scusi, il Veneto perde dal 2008 a oggi perde 140.000 posti di lavoro. Il Veneto dal 2008 a oggi perde 140.000 posti di lavoro. 5%, scusi, 5% di disoccupazione è poco più del dato fisiologico. È fisiologico. Allora, siccome io non dico che non ci si debba preoccupare perché la gente perde il posto di lavoro, non dico che non ci sia il 5, il 10% in una situazione come oggi, che è in situazione difficile. Però non assumiamo i toni che stiamo assumendo e teniamo conto anche dei dati positivi. Andiamo a sentire cosa pensano 2 milioni di giovani che non vanno più né a scuola né a lavorare. Devo dare la parola alla Vita e poi al professor Io non dico di fare terrorismo, ma dico se sono questi i dati, vediamo cosa riusciamo a mettere in moto. Sentiamo cosa pensano i giovani. I dati sono che gli uomini sono al 3% di disoccupazione. Senatore, andiamo al servizio. Cosa pensano i giovani? Dove sono tutti i casi? Ci sono. Cosa pensano i giovani? Cosa pensano i giovani? Non è così, no, perché si è arresa un po' perché si è adagiata forse, la vedo più che si è adagiata, che non ha voglia di cercarlo un po', finché ci sono queste casse integrazioni si dicono beh finché ce l'ho che cosa tanto vale che vado a cercare qualcos'altro, un posto che mi fanno lavorare magari 1 mese, 2 mesi e basta. Non riesco a trovare il lavoro per cui ho studiato, sto ancora studiando, faccio un corso magistrale, però ho cercato comunque qualcos'altro. Bisogna adattarsi, è l'unica, dipende anche dal territorio in cui ci si trova. La situazione sì è vero, è drammatica, io in parte soprattutto per i giovani non penso comunque che si siano arresi, ma fondamentalmente non ci sono sufficienti possibilità, alla fine io conosco moltissime persone che magari anche laureate in gamba, che di certo alla fine non fanno di certo quello che insomma hanno preso la laurea per un motivo, sono finite a fare tutt'altro, persone che hanno fatto magari 20.000 lavori nella loro vita. Io non penso che fondamentalmente la gente si sia arresa, però effettivamente poi... Se io devo andare a cercare un lavoro, magari da apprendista e con un contratto precario, è ovvio, e magari sono anche laureato, è chiaro che la fiducia viene meno. E non è che magari non vado più in cerca del lavoro mio tipo, ma non trovandone di soddisfacenti, allora a quel punto vado via dall'Italia, minimo. Mia sorella, per esempio, ha fatto la stessa identica cosa. Adesso ha un dottorato di 3 anni e gliel'ha dato la Comunità Europea. L'Italia se l'è persa. Beh, è normale che con il periodo di crisi che abbiamo ci sia questa situazione drammatica. La cosa che è più sconvolgente è vedere i giovani del giorno d'oggi che siano già, come dire, persone arrese ancora prima di combattere. Questo purtroppo è un malcostume che
proseguito negli anni non solo a causa della crisi economica, ma dai mancati investimenti che i vari governi che si sono successi non hanno attuato nei confronti dei giovani. Purtroppo i giovani sentono sempre dire investiamo sul futuro dei giovani, investiamo sui giovani, quando in realtà sui giovani non ci investe nessuno. Per cui è normale che i giovani al giorno d'oggi non abbiano neanche più voglia di cercare lavoro, perché sanno già bene che non troverebbero nulla. E non è vero che bisogna scoraggiarsi, che non si troverà mai lavoro, perché se si cerca approfonditamente il lavoro c'è per tutti. Molta gente non si accontenta, e questo secondo me è dovuto anche a come la società si è evoluta nel tempo. Si è cercato sempre di elevarsi, come è giusto che sia, e magari lasciare i lavori magari un po' più, possiamo dire, un po' più semplici, un po' più bassi, magari ad altre persone che si accontentavano. Adesso l'accontentarsi è diventata una cosa per pochi, è una cosa positiva secondo me, però non è, in un momento di crisi come questo bisognerebbe magari rimboccarsi le maniche in cose un po' più semplici. Bravi, Velardita. Sì. Allora. Velardita, giusto. Ecco, io volevo fare... Mi sembra però una considerazione, mi permetta, i giovani sono bravetti. Posso fare una battuta prima della signora lasciare? Una battuta perché il barista sotto casa mia 2 mesi fa... L'hai raccomandato? No, il barista mi ha raccomandato. Il barista, c'era una scritta cercasi personale, che mi pareva strano che io non cercasse personale, perché io quando studiavo, a sabato e domenica, facevo il cameriere e lavoravo nei bar ovunque. In nero. Lavoravo e mi finanziavo gli studi. Lavoravo e mi finanziavo gli studi. Risponde a questa domanda, Valdegamo. Scusa, cosa vuoi fare? Che è nero? Se prendevi mi risponde alla domanda. Certo, lavoravo in nero, e sono orgoglioso, lavoravo, non facevo nulla tenente del mantenuto dei genitori. E sono orgoglioso di aver lavorato. Ma l'evasore che non facevamo neanche il reddito minimo per prendere 2-3 mila euro di valore all'anno, cosa voglio fare? Non avresti neanche pagato le tasse per l'entità minima di questi guadagni. Era comunque esentato. Volevo dire che c'era questa tabella scritta cercasi personale. Ho detto, ma come? Scusami, oggi con la disoccupazione che c'è, cerchi personale? Sì, mi ha detto, tanti giovani vorrebbero venire qua, però mi chiedono, ma sabato domenica con gli amici non posso venire. Certo, vuol dire che allora bisogna un attimo, forse un'asticella un po', in momento di difficoltà farsi le mani. Allora, io volevo, riguardo alla riforma Gelmini, io sono stata un'insegnante, ho insegnato in un istituto tecnico commerciale per geometri e poi anche periti meccanici a San Bonifacio, e devo dire che la riforma Gelmini è stata deleteria per l'istruzione, perché soprattutto negli istituti tecnici ha tagliato, e anche negli istituti professionali, ha tagliato le ore di laboratorio, ha tagliato quindi quelle ore che servivano anche proprio concretamente per formare poi i lavoratori, perché per esempio negli istituti alberghieri hanno tagliato le ore anche di cucina, le ore che erano necessarie. A questo punto io dico, la riforma Gelmini non ha favorito le professioni, non ha favorito, diciamo, quindi anche i giovani che vanno a cercare lavoro, perché ha dato meno competenze. Tagliando le ore ci sono meno competenze, e questa è una cosa. Poi volevo dire, nessuno ha parlato di donne, le donne sì, quelle devono sempre accettare la situazione che si crea, e in un momento di recessione le donne sono state ulteriormente penalizzate, perché oggi in Italia soltanto il 43% delle donne è occupato. Il Trattato di Lisbona diceva che bisognava arrivare al 60% di donne occupate, e noi siamo sotto a tutti i parametri d'Europa. Anche perché le donne naturalmente non vengono assunte perché hanno il problema della gravidanza, e allora ritorna tutta la faccenda di missioni in bianco che il governo Berlusconi aveva ripristinato, nonostante appunto invece il governo Prodi avesse varato la legge 188. Vabbè, io lo dico, comunque la legge 188... No, vabbè, oggi comunque nessuno può licenziare per gravidanza. Il discorso è questo, però se uno ha le dimissioni in bianco vuol dire che non c'è nessun controllo. Non è vero. La legge 188 che adesso la Fornero vuole ripristinare. Ma guardi, ma io queste cose non è che me le sto inventando. La legge 188 ritornerà soltanto per la gravidanza. Ci sono giovani che vengono... non possono essere licenziate. Se vuole glielo dimostriamo. Guardi che io sto parlando
chiedo delle dimissioni in bianco, non perché appunto se firmano una posso parlare comunque, voi potete aver ragione, io intanto voglio dire il mio pensiero, perché questa cosa qui non me la sto inventando io. Non sto inventando. La signora dice che certe aziende assumono con le dimissioni. Non è legale, voi dite che è legale. Ma non è valido. Ma qual è l'imprenditore che fa queste cose qua? Non possono avvalersi di quel documento, capisci? Non possono avvalersi. Vabbè, comunque volevo finire il discorso. In ogni caso la ministra Fornero ripristinerà la legge 188 del governo Prodi e la ripristinerà soltanto per quanto riguarda il discorso delle gravidanze. Per cui, vabbè. Allora, leggeremo, poi mi mandate le vostre mail e io vi mando naturalmente il testo della legge. E un'altra cosa volevo dire ancora, cioè che un altro argomento importante, i giovani devono studiare le lingue, perché se io ho visto che i ragazzi che sapevano bene l'inglese e il tedesco avevano più possibilità di trovare lavoro anche nel nostro paese. Ecco. Infine, l'ultima cosa e poi finisco, il discorso della banda larga, perché se ci fosse davvero l'estensione della banda larga in tutta l'Italia, io credo che anche, questo lo dicono gli studiosi, i tecnici, aumenterebbero anche le possibilità, il PIL potrebbe aumentare proprio perché ci sarebbe più possibilità di lavorare anche attraverso internet. Professore Manocase, volevo poi aggiungere una domanda e poi sulla risposta. Professore Manocase, volevo chiederle anche in merito a questo. L'euro così alto può essere deleterio per il lavoro e la disoccupazione? Beh, sì, certamente è deleterio perché allora, noi siamo un paese manufatturiero e abbiamo un problema, che non abbiamo grosse aziende. Rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, le nostre aziende sono mediamente piccole. Le aziende grandi, italiane, se le comprate la Francia, tipo Parmalat e qualchedun'altra. Quindi noi abbiamo una fragilità industriale che è fondamentale. E questo dovrebbe incentivare questo governo a finanziare le aziende perché si robustiscano e perché crescano, se no non c'è posto di lavoro. Se l'azienda è grande può anche assumere un laureato, ma quando noi abbiamo aziende che mediamente hanno 15 dipendenti, la cosa diventa complicata perché non sono in grado poi di gestire un rapporto per le assunzioni nuove. Volevo però portare un esempio, perché poi il risparmio consente al governo naturalmente di chiedere meno tasse, ma se comunque le tasse restassero alte, potrebbe anche investire. No? Quindi il governo che investe, siamo al discorso del New Deal, più investe il governo, più l'economia cresce. Bene, allora io vi porto alcuni esempi. 1 chilometro di ferrovia in Germania costa 6 milioni di euro. Lo stesso chilometro in Francia costa 11 milioni di euro. In Italia costa 32 milioni di euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando in Italia facciamo 100 chilometri, no? In Germania ne fanno 450. Non so se spiego, chilometro più, chilometro meno. In Francia ne fanno 300. È un territorio tutto diverso d'Italia. Sì, è vero. Perché? Non c'è diverso. No, non è il territorio, è che a un certo punto il comune per far passare vuole 4 strade, la provincia vuole 2 strade, la regione vuole 2 strade, vuole i ponti in una certa maniera, poi ci sono le ruberie, poi ci sono le cose e allora si arriva a quello. Perché sennò poi c'è anche il territorio. Alla fine c'è anche il territorio. Cosa costa la Salerno, Reggio Calabria? No, non è finita. Ci costa un miliardo al giorno. Vabbè, dai, non è finita. Ed è ancora lì. È presto finita, l'ho fatta l'estate scorsa. L'ho fatta 4 volte. Non è finita. Vabbè. Come c'è la Palermo-Messina, è un'altra autostrada che pur essendo dritta, una parte la vai sulle corsie di sinistra, una parte sulle corsie di destra. Vabbè, però se la Salerno-Reggio Calabria l'avessero fatta con la stessa serietà con la quale è stata fatta la Bologna-Firenze, tutte queste storie non ci sarebbero, diciamo pure la verità. Esatto. 40 anni. Però avrebbero dovuto non farla gratis,
a farla a pagamento. C'è qualcuno, per uniformità. Nel ragionamento che ha fatto, mi ha detto il territorio, io non sono d'accordo che il territorio è diverso. Qualcuno ci ha mangiato invece, sopra. No, le faccio una domanda io diretta. Qualcuno che ci mangiano. Qualcuno ci ha mangiato ma sopra. Certo che ci mangiano. Ma è tutto un giro e solo in Italia si accettano certi compromessi. Perché in Italia non esiste il diritto. Quando la ferrovia deve passare per un determinato posto o deve rifare una determinata ferrovia, il comune chiede di essere finanziato per le sue opere, la provincia lo stesso, quelli che stanno a confine pretendono loro. In Germania non è così, vanno e portano via invece. In Germania decidono che quello è lo spazio per la ferrovia, stabiliscono un prezzo e la ferrovia viene fatta. Non sta a discutere con ciascun comune, con ciascun cittadino, che a questo punto la trattativa è infinita, la ferrovia non va avanti, i costi aumentano. Ma su questo è il discorso dell'italiano. Invece per la larga banda non posso dare ragione alla signora, il problema è mi culturale. prendono di mezzo. Allora il problema della larga banda, noi come da bravi italiani facciamo le cose stranamente, per certe cose siamo bravissimi a farle subito, no? E in questo è il caso della larga banda. Sono state tolte 10 frequenze alle emittenti locali, ma lasciamo perdere, questo è un discorso che l'abbiamo già fatto nelle trasmissioni precedenti. Serve ricordarlo per non è male. Ecco, a un certo punto sono state consegnate alle emittenti le frequenze, dopo 2 settimane il governo Berlusconi ha fatto un bando e ha venduto le frequenze consegnate, non le sue, quelle degli altri, le ha vendute per 4 miliardi e va benissimo, no? Poi si è trattenuto 6 frequenze per lui perché ha detto tanto non le vuole nessuno, si avvicini quello che lo vuole perché sennò, ecco, e se le è trattenute. È cambiato il governo, guarda caso, no? E cosa hanno fatto? Hanno detto che non gliele regalano più e le mettono all'asta. Fanno bene. Benissimo. Che problemi Ma se ne mettono all'asta e prendono soldi il governo. Io vorrei capire se le regalava prima. C'è qualcosa che non funziona. E allora Bossi tutto sommato è un birichino. Perché quelle frequenze là costano calcolate da Sole 24 Ore, dice che quelle frequenze che venivano 1 miliardo e 200 milioni. Quindi tutto sommato Bossi Diamantini, invece scusate, ma questa è soltanto la storia che lei voleva che raccontassi di nuovo. Invece l'altro problema è che ha fatto l'asta, hanno preso 4 miliardi, se accendono quella frequenza col sistema della larga banda G4, voi non vedrete più la televisione a casa, 0. Perché non è tecnicamente compatibile col sistema radiotelevisivo attuale, compreso quello di Berlusconi e della RAI. Però l'hanno venduto lo stesso. In Germania non lo hanno fatto e hanno sospeso. L'Inghilterra non ha nemmeno fatto l'asta e non è entrata neanche nelle loro idee di farla, perché dice prima risolvete il problema delle interferenze con l'emittenza radiotelevisiva e dopo li mettiamo all'asta e farete quello che dovete fare. Quindi noi per certi aspetti siamo dei fulmini, ma non sappiamo dove stiamo andando, e per altri aspetti invece siamo lenti e disperdiamo le forze e le risorse, perché allora, ultimo dato così, la dispersione delle risorse dello Stato sono 290 miliardi. All'anno? Come? Sì. Come sono calcolati? Perché a me queste cifre qua... Ma io vorrei quando non si parla... Posso? No. Devo chiudere. Ma chi le trova dovrebbe sapere correggerle. Scusate, perché se in Parlamento invece di fare queste cose qui, di mettere a regalare le frequenze, state un po' attenti, ma se le regalava chi? Il Ministro dello Sviluppo Economico? Non si candida e non viene lei in Parlamento? Io le do il voto, guardi. Non si candida. Guardi, ho già 2 o 3 aziende che mi danno un mal di testa che è terribile. Siccome stiamo parlando sempre noi parlamentari con degli scienziati all'esterno che quelli possono... Non potrebbero, dovrei chiudere, nessun perché sono passati dell'amore di Dio.
Non sto parlando di lei, sto parlando in generale. Sì, il ministro dello sviluppo economico pro tempore si regala le frequenze. Sono telegrafico. Non so, ma quello che vorrei far capire, perché sennò queste frequenze sono delle cose che scivolano, non so come le anguille. Allora, le frequenze sono dei pozzi di petrolio. Oggi ci sono molte TV private, dal mio punto di vista, non conosco l'argomento, però in molti stanno fallendo, deve parlare non il ce la fanno signore. più E se no, nei costi. Vabbè, allora comincio a parlare anch'io e dico quello che voglio dire. Non è vero. Scusate, sono 620 le emittenti. Ma devi essere... Sono stato chiaro, finisce il professore e poi vengono una battuta. Dalla legge faccio anch'io la battuta allora. L'onorevole dice che ci sono delle emittenti televisive che sono in crisi, a parte che è una crisi che è abbastanza diffusa non soltanto nell'emittenza televisiva. La legge Mammì contava 620 emittenti televisive, oggi sono 620 emittenti televisive, evidentemente di riffe e di raffe. Le dico di più, che 600 emittenti televisive comportano 12.000 dipendenti, e il togliere le frequenze delle emittenti televisive vuol dire che le emittenti televisive hanno 9 volte i dipendenti di Mediaset. Vegna, chiusura, rapido, sul tema del lavoro. Poi la battuta Santin, da Pordenone che ride solo... Sul tema del lavoro, per i giovani e per chi cerca lavoro, il nostro consiglio è che cercare lavoro è già di per sé un lavoro. Va fatto in modo organizzato e va fatto con grande volontà, cercando di fare rete con tutto ciò che circonda la persona in cerca d'occupazione, che deve rivolgersi assolutamente con fiducia ai centri per l'impiego, alle agenzie interinali, ai consulenti del lavoro che sono sul territorio. Per quanto riguarda gli imprenditori, noi come Ordine di Venezia abbiamo attivato uno sportello per gli imprenditori in difficoltà, si possono rivolgere all'Ordine del Consulente del Lavoro di Venezia scrivendo una mail a presidenza@consulentidelavoro.venezia.it sottoponendo il loro caso. Ne abbiamo creato un tavolo sulla crisi, lo stiamo condividendo con associazioni, ordini professionali e anche con Pastorale Sociale Diocesi di Venezia, appunto per dare un servizio alle imprese in difficoltà. Concludo l'ultima cosa dicendo che in questi anni la spesa pubblica è aumentata costantemente e noi comunque oggi ci troviamo in una situazione difficilissima, quindi bisogna assolutamente capire quale spesa pubblica, senza generalizzare, spesa pubblica improduttiva va tagliata di netto. La taglio anch'io perché altrimenti non era. Santin, prima di congedarla e di ringraziarla di essere stato lì da solo nella nostra sede del Friuli, il movimento Te a Parti è un movimento nuovo, un movimento nato da poco, partorito da poco. Che progetti ha questo movimento? Lavoro per tutti. Allora, il movimento Tea Party esiste da circa un anno chiedo e mezzo rapidità, in Italia. E l'attività del Tea Party è un'attività molto semplice. Noi riteniamo che lo Stato consumi troppe energie prodotte dai cittadini e pertanto riteniamo che debba fare un passo indietro e diminuire la sua presenza nella vita dei cittadini. Come? Diminuendo le attività che esso svolge, facendo poche cose fatte bene, in modo da non assorbire la ricchezza prodotta nel Paese. Grazie. È un movimento che è nato in America, si è esportato in tutto il mondo, adesso è presente anche in Australia, in Italia da parecchio tempo, e noi facciamo delle mozioni, delle istanze a livello locale, a livello nazionale, per stimolare tutti gli enti pubblici a diminuire i loro sprechi e il loro assorbimento di risorse pubbliche. Grazie Santin, la ringrazio di essere stato nostro ospite. La ringrazio tantissimo, buona giornata. Ringrazio l'onorevole Luca Bellotti, grazie di essere stato con noi, grazie al Presidente Antonio Vegna dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, grazie a Santino Bozza della Lega. La prossima puntata ne parleremo. Grazie al senatore Luigi Ramponi del PDL, a Stefano Valdegamberi, consigliere regionale dell'UDC, grazie di essere con noi. Grazie a Marisa Velardita, del coordinatrice provinciale dell'Italia dei Valori di Verona. Grazie a Claudio Piron, assessore alle politiche giovanili del PD del Comune di Padova. Buonanotte. Grazie al professore Mano Casa, il nostro editore. Grazie a Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio, ai nostri ospiti e soprattutto ai telespettatori che invito a continuare a seguire la programmazione del gruppo TV7, non dimenticando anche gli altri canali, soprattutto l'88 lunedì per seguire le elezioni dei comuni.
E Nicole Veronica Stefani, dove c'è il sondaggio, dove potranno votare. Nicole? Sì, ti ringrazio Giorgio, saluto i nostri telespettatori, i nostri ospiti li ringrazio. Volevo leggere rapidissimamente un commento di Giada, perché di buon auspicio: non importa decidere di chi è la responsabilità, serve cambiare le cose adesso. Spero vivamente che Monti faccia quello che i partiti non sono in grado di fare. Mi raccomando, continuate a connettervi a www.gruppotv7.com. Accedendo alla parte dedicata a TV7 Match potrete trovare i nostri sondaggi e continuare a votare, perché la settimana prossima andremo a vedere come si sono conclusi. Grazie. E vi ricordo ancora quello che ha detto Elisabetta Corazza: Boccia non la faccio parlare. Vi ricordo ai nostri telespettatori lunedì l'appuntamento dove Valdegambri sarà sulla nostra emittente, l'88, ricordo TV7 Azzurra, dove dalle 15 vi daremo tutti in diretta live tutti i vostri sindaci vincenti nei comuni del Veneto, del Friuli e delle principali città italiane. Ricordo 8, premete 2 volte l'8, facilissimo, no? 8. Buonanotte a tutti.